Ben ritrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In onda come al solito il martedì alle 21 con la replica anche il mercoledì dopo le 23 e ricordiamo pure i due appuntamenti alle ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold, appunto con Penalty ore 13. La puntata di oggi, soprattutto nella sua prima mezz'ora, è dedicata interamente, purtroppo, alla vicenda Calcio Catania. Come tutti ben sanno, la squadra è stata esclusa per questa stagione dal campionato di Lega Pro, classifica completamente rivoluzionata, ma quello conta poco perché su tutti giustamente è calata questa amarezza per un nome e un marchio che già era scomparso nella sua matricola ma che adesso materialmente è proprio scomparsa nel calcio nazionale. Per parlare di queste vicende abbiamo qui con noi in studio Max Licheri. Ciao Max, ben trovato e grazie per aver accettato il mio invito, perché parlare del Catania adesso, in questo momento, certamente non è mai facile. Dico bene? Non è facile, saluto tutti e purtroppo è una situazione non in attesa, perché sapevamo perfettamente come sarebbe andata a finire, però certamente, come dicevi tu, desta tantissima amarezza. Oggi la squadra e il tecnico hanno salutato per l'ultima volta i tifosi, la stampa. È stata una giornata struggente e bisogna ricostruire. Bisogna ricostruire questo Calcio Catania, bisogna ricostruire un nuovo sogno per una nuova città forse. Ne parliamo anche con Francesco Santocono, giornalista sportivo, scrittore. Io credo che intanto c'è tanta amarezza per tutto quello che è successo. Sì, intanto ti ringrazio per avermi invitato, anche se si tratta di un ritorno allo sport. Per quanto mi riguarda, non mi occupavo di sport e da per tanto questo tempo. ti ho voluto in trasmissione. E venire in una giornata come questa, ti assicuro che non è facile, però quando mi hai chiesto di venire ho accolto l'invito molto volentieri, perché bisogna riportare un pochettino di coraggio a tutti i tifosi che si aspettano una ripartenza rapida. Una ripartenza che mi auguro avvenga nel più breve tempo possibile. Prima di parlare con i nostri due ospiti abbiamo preparato una clip un po' commemorativa, ma ci regalerà sicuramente tante emozioni. La parola fine scritta ufficialmente. Si chiude a 3 giornate dalla fine della stagione il campionato del Catania Calcio, escluso dalla competizione dopo la decisione maturata dal Tribunale etneo di non prorogare l'esercizio provvisorio. Decisione del Tribunale arrivata dopo oltre 2 giorni di attesa in seguito al pagamento parziale e tardivo di Mancini di 200.000 euro a garanzia dell'operazione, poco più della metà rispetto alla cifra richiesta. La nota del Tribunale a sancire la fine della telenovela con il successivo appello a FIGC e Lega Pro di intervento contributo di carattere economico-finanziario straordinario, tale da consentire di coniugare l'interesse alla regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare. Poi l'incontro tra la curatela e l'attuale dirigenza del Catania per trovare una soluzione alternativa per la chiusura della stagione, aiuto agli sponsor e stipendi dei calciatori dirottati a garantire l'esercizio provvisorio di alcuni calciatori, perché non tutti avevano dato la propria disponibilità ad assecondare questa possibilità, legittimamente. Una proposta anche questa rigettata, bocciata, con il Catania ora anche ufficialmente escluso dal campionato. Campionato che cambia volto nella sua classifica, clamorosamente a 3 giornate dalla fine. Una vicenda paradossale, grottesca, che finisce nel peggiore dei modi per tutti. Una stagione falsata dal paradosso di un calcio che così non piace davvero a nessuno. Di notti, io sento caucori ma batte più forti, lasciati in dei ghiacci e in ceguttichi. Catania fa macci, Anna che so figli, poi l'alba d'argento s'ammisca comari. Catania accenti, casi uscopani, ma quando s'arroba e si suona in mano, Catania si incazza e diventa vulcano.
Di sicuro noi non siamo falliti, non so chi è fallito, ma noi non siamo falliti, è fallita una storia clamorosa, è un grande peccato, però nella tifoseria, nella squadra è fallita. Non ci sono parole assolutamente, è un disastro. Sul futuro bisognerà tanto riflettere e soprattutto non avere fretta, ma i dubbi su chi possa arrivare restano. Ci resta la speranza che al di là delle frasi circostanze di retorica qualche cosa possa cambiare, anche se sono molto perplesso perché il soggetto che non si è trovato in C dovremmo trovarlo in un'altra categoria, con le difficoltà che l'altra categoria comporta, quindi oggi soffriamo per il Catania, è scomparso, siamo nella fase dei processi, io però più che nella fase dei processi sarei nella fase della ricostruzione, la speranza che ci possa essere qualcuno che possa prendere nelle mani il calcio Catania con serietà e con lungimiranza, con qualche perplessità. Pensiamo al calcio Catania, basta tribunali, solo calcio Catania. Abbiamo lasciato in mano ai nostri tifosi, abbiamo lasciato la scelta di quelli che saranno quelli che dovranno passare da Catania per rilanciare questa società. Loro hanno le chiavi e loro è giusto che decidano, che siano le persone che affronteranno questa nuova sfida. Catania ormai è la mia città. Martinez, rete, un capolavoro, è impazzito il Cipali, 3-1 per il Catania, game over alla Massimino, è il trionfo della Catania, un'impresa storica, il Catania batte 3-1 l'Inter. Catania da guerra, Catania urricata, disciutta e bissetti voti rinata, non c'è giorni sotti, non c'è già fortuna, Catania andò un ce n'è solo una. Max Licari, da dove ripartiamo a questo punto? Ripartiamo intanto dal saluto che tutti i tifosi hanno regalato al gruppo di Baldini, gruppo meraviglioso. Dobbiamo ripartire da lì, forse con quelle emozioni, ma coscienti che forse il cammino è veramente in salita. Ma io penso che si debba ripartire principalmente da una consapevolezza, la consapevolezza che gli errori che sono stati commessi in questi ultimi 5, 6, 7 anni, da quando sostanzialmente il Catania è retrocesso in Serie B, la famosa stagione con Cosentino e poi tutto quello che conosciamo fino alle amare esperienze della Sigi e poi la tragicomica farsa manciniana, ecco, bisogna ripartire da quegli errori che sono stati commessi un po' da tutti e cercare di non ripeterli e soprattutto ripartire da presupposti completamente diversi nella consapevolezza che si riparte da zero, bisogna che ci sia una palingenesi complessiva un po' di tutto l'ambiente e di tutta la città e la comprensione che anche se ci si chiama Catania la società verrà rilevata, adesso vedremo da alcuni imprenditori perché questo processo sarà piuttosto complesso nei prossimi giorni, nel prossimo mese, bisognerà che tutti ci mentalizziamo sul fatto che
adesso la categoria è diversa, si ripartirà dalla Serie D, tu sei un esperto di questa categoria e sai perfettamente di cosa io stia parlando, anzi lo sai molto più di me, che purtroppo o per fortuna diciamo non la conosco benissimo, ma mi informerò assolutamente, grazie anche a te. Perché poi bisogna informare, no? Bisogna insomma, il tifoso catanese dovrà incominciare a capire cosa sono i dilettanti. Esatto, bisogna partire dalla consapevolezza che anche se ti chiami Catania sarà difficilissimo ripartire dalla D e bisogna chiedere alla nuova dirigenza, alla nuova società chiarezza fin dall'inizio dei progetti e soprattutto grande serietà e competenza, perché non bastano solo i soldi in Serie D, ma è necessaria grande conoscenza e grande competenza in merito alla categoria, quindi sarà molto molto difficile, saranno giorni di pane duro, ma dovremo rimboccarci le maniche e metterci in discussione un po' tutti. Mettersi in discussione vuol dire trovare, credo, anche un gruppo dirigenziale che abbia conoscenza della categoria, però è anche vero che oltre ai dirigenti ci vogliono dei progetti. Francesco, il progetto più importante sul quale il Catania deve puntare, secondo te qual è? Beh, innanzitutto ci dobbiamo augurare tutti che non arrivino degli avventori. E questa è la paura di tutti. Sì, la proprietà deve essere una proprietà che abbia idee chiare, che sia in grado di fare un programma, che si avvalga di strutture dirigenziali appropriate. Soltanto in questo modo possiamo costruire un futuro e affrontare innanzitutto una realtà dura, ammesso che ce la facciano fare, perché qui stiamo dando... Certo, ancora non c'è nulla di scritto. Stiamo vendendo qui la perla dell'orso, però qualora ci facciano fare la serie D dobbiamo essere in grado di affrontare questo campionato, come diceva Max, con la massima consapevolezza e quindi bisogna conoscere bene i campi, gli avversari, chi sono i competitors e da lì cominciare pian pianino a risalire. Ma anche perché necessitano poi investimenti, perché il campionato di Serie D, che ormai da qualche anno secondo me è più una C2 che una Serie D, insomma le società che partecipano investono milioni di euro. Quest'anno FC Lamezia Terme, Cavese Calcio, Gelbison e soprattutto anche una realtà piccola ma volendo sempre importante e blasonata come il Città di Acireale hanno investito dei soldi, pertanto non bisogna pensare soltanto al gruppo dirigenziale ma anche alla quantità economica che va investita anche in una categoria come quella di Serie D. Ecco, i tifosi che sono stati così attaccati alla squadra, io dico soltanto state attenti e stiamo tutti quanti attenti, tifosi, giornalisti, tutti quanti, affinché la proprietà che arrivi a Catania e che proponga il proprio programma sia una proprietà seria, sia una proprietà credibile e attrattiva anche per un mercato futuro che non è certo quello della Serie D. Certo. Max, quando parliamo di proprietà, di progetto nuovo, voglio tornare indietro e dire, ma perché allora non pensarci prima durante questa stagione di Lega Pro? È vero che poi alla fine non esiste questo famoso gruppo imprenditoriale locale pronto a regalare un nuovo sogno ai catanesi? Ma è un discorso molto complesso. La realtà ci ha detto che coloro che pensavano che un fallimento potesse portare, un fallimento immediato sostanzialmente, potesse portare degli immediati benefici a livello di attrattività nei confronti di investitori non locali, nutriva un'illusione pazzesca, perché il monte debitorio rispetto alla società pre-fallimento durante l'esercizio provvisorio era caduto da 53 milioni a 3 milioni. Sì. Il Catania con l'ultima asta era svenduto sostanzialmente. Eppure non si è presentato nessuno. Si è presentato solo un avventuriero che già sapevamo come avrebbe sviluppato poi tutto il suo percorso, no? Quindi la realtà da cui dobbiamo partire è questa. Poi c'era un'altra grande illusione, che magari qualche imprenditore locale, anche abbastanza facoltoso, potesse in qualche modo scommettere su una ripartenza dalla Serie C con un gruppo di giocatori già ben consolidato come quello di quest'anno, un bravo allenatore, anche accollandosi un debito non eccessivo ma comunque importante come i famosi 3 milioni
di debito sportivo di cui abbiamo sempre parlato. Anche quella si è rivelata un'illusione. La realtà è che in questo momento ci sono degli imprenditori locali che hanno portato avanti una strategia ben precisa, quella di non presentarsi alle varie aste, perché vogliono il Catania in Serie D, libero, pulito e senza alcun tipo di debito. E per chi deve investire dei soldi non è che sia un discorso sbagliato. Però poi io mi faccio una domanda, e questa la giro anche, se mi Certo, permetti, assolutamente. all'amico Francesco. Però io faccio questo ragionamento: tu prendi quest'anno il Catania in D senza debiti, riesci in qualche modo a proporre una società seria, una squadra importante che riesce a vincere il campionato, e sarà difficilissimo, ritorni in C, ma poi in C a Catania ricambia tutto, devi rifare completamente la squadra, rifare la compagine societaria, perché poi hai bisogno anche di altre cose rispetto alla Serie D, e devi investire i soldi che non hai investito adesso per prendere la squadra in C, li devi investire necessariamente poi fra un anno, fra un anno e mezzo. E quindi perché a Catania non è che ti puoi presentare con una squadra in C dicendo beh, guarda, ragazzi, ci salviamo. Hai disegnato il quadro in maniera perfetta, e condivido questo tuo dubbio, che giustamente voglio rivolgere anche a Francesco. A questo punto sì, poteva effettivamente pensarci prima il gruppo imprenditoriale a prendere questo Catania, guadagnando anche un anno sulla carta, no? Sì, beh, io adesso è difficile fare i conti in tasca alle persone, però adesso vedremo chi si presenterà e con quali garanzie. Avete paura? Io vedo attraverso i vostri occhi che un po' di paura c'è. C'è paura che si possano presentare nuovi personaggi di manciniana memoria. No, non è paura di questo genere, per quanto mi riguarda è perplessità, perché abbiamo visto che la città, diciamocelo pure, la città non attrae, imprenditori non vengono per tantissimi motivi, non solo per il calcio, ma anche in altri settori. Vedete come stenta la Pfizer, come stentano altre aziende. Non attrae, quindi bisogna creare condizioni sul territorio per essere attrattivi, e questo non si fa in un secondo, quindi dobbiamo aspettarci e dobbiamo essere fortunati ad avere degli imprenditori che sono disposti a fare un programma, perché va bene, tu vinci un campionato di Serie D, Max dice va bene, poi in Serie C che fai? Devi ricominciare tutto da capo, e gli investimenti sono... A meno che la strategia, Ettore, non sia quella di prendere la squadra quest'anno, portarla in C, e poi in C in qualche modo vedere di cederla, di rivenderla pulita dai debiti, e quindi in altro modo. Insomma, non è facile, anche perché il tifoso è arrabbiato. Max, tu insomma lo hai monitorato per bene quest'anno in trasmissione. I tifosi sono arrabbiatissimi, soprattutto per quello che è accaduto negli ultimi mesi della movimentata storia della Sigi, e poi soprattutto per quello che è accaduto dopo il fallimento, perché io lo capisco, perché è normale, è umano. Tanti tifosi si erano illusi che il fallimento potesse portare il grande imprenditore malese o cinese, arabo. Però ha detto bene Francesco, la città in questo momento non ha quell'appeal. Perché pensavano, ma l'arabo 3 milioni li spende per fare una serata con la moglie, o con le mogli, perché stiamo parlando di mogli, e invece non è stato così. La realtà dura è, come dicevate voi, che Catania non è attrattiva, e quindi bisogna affidarsi a personaggi, a imprenditori, anche di onesto percorso, locali. E poi però lì bisogna capire anche che tipo di risorse possano essere investite. Qualche nome che già girava anche prima. Max in anteprima ci dà i due nomi. Ma già ne abbiamo parlato, se ne parla abbondantemente ormai da qualche giorno. Morosoli e Gaucci per esempio saranno in prima linea per acquistare il Catania, però la paura di cui parlava prima l'amico Francesco io ce l'ho, perché a Palermo poi la società andò a Mirri, no? Che comunque è un serio imprenditore locale, certo. Non ha tante risorse, è molto contestato a Palermo, però è un serio imprenditore locale.
però si presentarono personaggi incredibili al bando del sindaco, cioè veramente cose da fantacalcio, non da fantascienza. Stai parlando di questo bando e questa domanda la voglio fare a Francesco, perché il bando a questo punto sarà un bando virtuale, perché la decisione a cui affidare questa nuova potenziale società del calcio Catania sarà opera del sindaco, che in questo momento sappiamo benissimo è in una posizione molto ambigua. Francesco. No, non c'è un sindaco, Ufficialmente abbiamo un vice sindaco che c'è. adesso avrà il compito di occuparsi di questa faccenda, speriamo che sia in grado di farlo. Ma un Ce lo sindaco, auguriamo tutti. ma un sindaco non può mai avere la conoscenza tecnica calcistica per valutare, secondo me... Ma al di là della conoscenza tecnica calcistica, qui servono in questo momento altri aspetti, servono garanzie sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto della solidità anche strutturale, questi sono gli aspetti. Speriamo che chi ha le responsabilità di fare il bando metta dentro tutti gli ingredienti giusti. Ancora una volta, quindi il vice sindaco l'assessore Bonaccorsi. Quindi ancora una volta comunque il destino del Catania è affidato a delle scelte che qualcuno dovrà fare anche per i tifosi. Ma fra l'altro io penso che appunto non avendo un'esperienza, una competenza specifica si andrà sul conosciuto, no? È chiaro, no? Quindi, immagino. Comunque, stiamo parlando si presenta comunque di... Francesco Santocono, che è un imprenditore solido e che è conosciuto, magari viene considerato più credibile di Max Ligari, che arriva da non si sa dove, che comincia a fare il Mancini nella situazione, magari, cioè, però è anche vero me lo auguro che poi bisogna anche sperare che questo gruppo dirigenziale, adesso tu hai fatto il nome Morosoli, Gaucci, sono due nomi, certo, magari anzi sicuramente ce ne saranno anche altri. Mi auguro che ce ne siano altri, certo. Perché così c'è più scelta, abbiano poi attorno a loro quelle figure che necessitano per lanciare il Catania in un nuovo sogno, in un nuovo progetto. Per esempio, Francesco, è arrivata la voce anche di un possibile coinvolgimento di Fabio Pagliare, che per fortuna ha tirato fuori la sua esperienza tirandosi fuori da questa cosa, perché se no sarebbe stato inserito in questa tourbillon e avremmo bruciato un nome importante che a Catania sappiamo benissimo che garanzia è. Fabio è uno dei migliori uomini di sport, un manager dello sport, forse il migliore assoluto, a Catania non me ne vogliono gli altri. Fabio ha una marcia in più, un progetto con Fabio dentro mi darebbe ampie garanzie di serietà. È vero, anche perché i tifosi lo conoscono proprio per la sua serietà e per la sua schiattezza. Fabio, diciamo, con me sfondi una porta aperta, perché è il fondatore di Pianeta Catania. sappiamo. Allora, Fabio è intervenuto a questo proposito anche nella mia trasmissione proprio in questi giorni e ha rilanciato sull'azionariato popolare, che è un argomento che sarà un argomento caldissimo in queste settimane, perché secondo me è arrivato il momento che anche i tifosi dicano la propria, sebbene in maniera, diciamo, coordinata, no? All'interno di una società di calcio, almeno, diciamo, con una partecipazione intorno al 10%, e che lo si comincia a fare da Catania. Tra l'altro tifosi che hanno aiutato comunque questo Catania, insomma, i tifosi del Catania sono perfetti per un'azione del genere. Fabio la porterà avanti e poi speriamo che possa anche far parte di un progetto. Vediamo, per esempio Morosoli e Gaucci sono due, è un binomio che potrebbe andare avanti. Gaucci conosce perfettamente Fabio, ma a parte conosce anche l'ambiente di Catania. Ma a parte questo, dico, in generale questo è un argomento che verrà portato avanti nei prossimi giorni, e mi auguro che un po' tutti i tifosi possano seguirlo. Dunque, per chiudere la nostra chiacchierata su questa vicenda Calcio Catania, facciamo questa passerella finale, iniziamo con Francesco Santocono. Francesco, tutto questo però ci fa tornare in mente ancora una volta i 10 anni di Serie A, le emozioni anche nei campionati di Serie C, anche nei vecchi campionati di eccellenza, rimane tanta amarezza dentro di noi. Quell'emozione riusciremo a ritrovarla, secondo te, con questa volontà nuova che può sorgere nella nostra bella città? Ma certo che sì, io
ho ancora in mente il 1993, ci siamo sbracciati tutte le maniche, siamo finiti in eccellenza, se non sbaglio. Sì. Mi ricordo la prima partita contro il Paternò al Cibali, si giocò credo a ottobre o addirittura a novembre. Sì, perché poi il Catania iniziò tardi la iniziò stagione. tardi perché fummo ripescati, abbiamo dovuto fare abbiamo recuperare un sacco di partite e c'era un entusiasmo incredibile che ci ha accompagnato fino alla Serie C2 ed è stata una cavalcata, una vera e propria cavalcata. E ti dirò di più, sarò anche provocatore, mi sono divertito di più in quel periodo piuttosto che in Serie A. Ah, bene, bene. Personalmente, poi magari gli altri si saranno divertiti. Serviranno queste cose allora, Max, per chiudere? Ma servirà questo e servirà anche altro. Servirà soprattutto serietà, perché l'apporto della tifoseria ci sarà sempre. Abbiamo fatto tanti appelli in questi giorni alla compattezza perché ci sono state tante divisioni, soprattutto in questo periodo molto travagliato anche fra i tifosi, no? Giornalisti, tifosi. Bisogna ritornare un po' alla mettere da parte l'interesse quasi privato. Esatto, alla compattezza e poi seguire con serietà le vicende societarie, perché è necessario, come diceva Francesco poc'anzi, una società seria che dia certezze finalmente alla città in primis e poi anche ai tifosi, dopo anni di situazioni assai ondivaghe che hanno instillato parecchi dubbi all'interno della tifoseria. Come finirà Torre del Grifo? Perché questa è una domanda che un po' tutti in questi giorni ci siamo posti. Torre del Grifo faranno un bando, andrà all'asta. Quindi ci sarà un'assegnazione. E ci saranno chi sperando parteciperà che magari, per comprare Torre del Grifo. Sperando che il nuovo Calcio Catania possa acquistare insomma la possibilità. Mi sembra remoto una cosa del genere. Perché poi alla fine bisogna poi trovare il posto dove fare gli allenamenti e giocare. Questa è una delle faccende e vicende che studieremo nelle prossime settimane. Perché sarà ingarbugliata questa cosa. Sarà ingarbugliata perché diciamo, una ipotetica nuova società potrebbe anche chiedere una gestione della parte sportiva di Torre del Grifo, ma comunque sarebbero per una società di Serie D dei costi pazzeschi. Quindi il Catania addirittura potrebbe decidere di allenarsi come ai vecchi tempi, esatto, da altre parti, no? Io ho un unico dubbio su Torre del Grifo, hai fatto bene a proporre questa domanda, perché è vero che andrà all'asta, quindi poi vedremo, però io penso che ci sia il rischio della vandalizzazione, perché lì bisogna mettere dei custodi prima possibile perché non essendoci più nessuna attività nemmeno da parte della squadra, diventa una sorta di cattedrale nel deserto e a Catania sappiamo perfettamente, poi a Torre del Grifo ci sono tantissime cose importanti, quindi è necessario da parte della curatela fallimentare del calcio Catania che venga custodito nella maniera in attesa di nuovi compratori. Poi potrebbero essere i proprietari del Catania o no, ecco, però dico è fondamentale questo. Bene, la chiacchierata è stata interessante, pacata, perché ultimamente insomma quando si è parlato del calcio Catania spesso e volentieri insomma un po' di casino è successo, no? Anche nella stampa, e su questo credo che Max mi dia ragione, queste divisioni non fanno bene, anche perché il sogno è unico, il calcio Catania. Assolutamente, io mi auguro che anche da questo punto di vista sinceramente non abbiamo dato una bella immagine di noi stessi, ecco, della stampa locale. È vero. Qui a Catania ultimamente, ovviamente mi riferisco alla stampa sportiva, chiaramente, no? Assolutamente, non mi permetto sottolineiamo questa cosa. Sto parlando della stampa sportiva, ecco, e soprattutto calcistica, no? Perché i colleghi che si occupano di pallavolo, di pallacanestro sono perfetti. Molto più tranquilli, più tranquilli. Noi abbiamo un altro tipo di perché approccio. Spesso e volentieri credo che il giornalista faccia ogni tanto il tifoso e forse lì sbaglia, credo, non voglio peccare. Alcune volte ci lascia un po' così andare, però ecco, speriamo che anche questo venga compreso e che ci si ricompatti tutti. Grazie a Max Licari di Pianeta Catania. La battuta finale la faccio con Francesco, che ha vissuto anche quella famosa stagione del ritorno poi in Lega Pro, la vecchia Serie C. Milazzo rappresentò un momento finale di quel periodaccio. Sei pronto a giocartela a Milazzo la prossima partita per ritornare magari possibilmente in Lega Pro?
Con la stessa intensità e io sono pronto a giocarmela in qualsiasi campo. L'importante è che torniamo presto in Serie C e poi dopo anche in Serie B e in Serie A, perché il Catania là deve stare. Non può stare, nemmeno in Serie C. Era già sbagliato il Catania in Serie C. È vero, è vero. Beh, vedremo cosa succederà. Grazie ai nostri ospiti. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria e poi ritorniamo a parlare del nostro calcio, quello che ci appartiene, almeno a noi di Penalty, ovvero il calcio dilettantistico. A tra poco. Di nuovo in studio, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, seconda parte della nostra trasmissione, accantoniamo la parentesi calcio Catania e a questo punto parliamo del calcio dilettantistico siciliano e lo facciamo con i nostri due ospiti che sono venuti a trovarci oggi nella puntata odierna di Penalty. Abbiamo il mister Giancarlo Betta del Modica Calcio, buonasera mister, buonasera. Come stai? Bene, Sei contento perché domenica hai ottenuto un risultato che ti può dare ancora qualche speranza ulteriore, sì. Non giocare forse il big match con 4 punti di svantaggio. Era quello che un po' cercavamo più che altro, la possibilità di avere ancora una speranza. Benissimo, racconteremo quindi la stagione anche del Modica Calcio, ma racconteremo anche la stagione del Real Aci. È qui con noi Lele Berenda. Ciao Lele, ben trovato. Buonasera. Anche voi siete ancora chiaramente in tensione perché è tutto ancora aperto nel girone C, questo FC Motta che non molla e questa Leon Fortese che a sua volta insomma è dura a morire. Ancora ci sono 2 partite che saranno 2 battaglie sia per noi che per il Motta che per la Leon Fortese, perché siamo a livello matematico ancora tutti in gioco. Tutto aperto ed è bella questa cosa, in modo che così fino all'ultima giornata tutto è possibile. Partiamo subito con il calcio dilettantistico e lo facciamo subito con il girone I del campionato di Serie D. Si è giocata la 13ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Biancavilla San Cataldese rinviata, vittoria del Castrovillari 2-1 contro il Santa Maria Cilento. Città di Sant'Agata batte FC Lamezia 1-0, Gelbison batte Cittanova 4-2. Giarre 1946 batte Troina 2-1, Licata batte Rende Calcio 5-1, importante vittoria del Città di Aciriale 1-0 contro il Portici 1906. Cavese 1919 batte Real Aversa 1-0, pareggio tra San Luca e Trapani, ha riposato il Paternò. Tutto apertissimo, tra l'altro giovedì ci sarà uno scontro importantissimo al vertice, il Città di Aciriale giocherà in casa contro la Gelbison. Guardiamo comunque la classifica che vede sempre la squadra di Esposito ancora in testa con 68 punti, con 66 la Cavese 1919, 58 FC Lamezia Terme, 57 Città di Aciriale, 49 punti per il Città di Sant'Agata, con 45 il Paternò insieme al Cittanova, 38 punti per Santa Maria Cilento e Portici 1906, 37 punti Licata e San Luca, 36 Trapani e Real Aversa 1925, con 29 punti la San Cataldese, 28 per il Giarre, 27 per il Castrovillari, 24 per il Rende, con 16 punti il Troina, sottolineiamo con 6 punti di penalizzazione, chiude la classifica il Biancavilla con 14 punti. E come ho detto poc'anzi, giovedì si ritorna in campo con questo big match che si giocherà ad Aci Sant'Antonio, la Ciriale che giocherà contro la Gelbison. Guardiamo il tabellino al completo. Cavese 1919 FC Lamezia Terme, Città di Aciriale Gelbison, Città di Sant'Agata Portici 1906, Cittanova San Luca, Trapani Licata, Paternò Real Aversa 1925, Santa Maria Cilento Giarre 1946, Rende Calcio Biancavilla, San Cataldese Castrovillari, riposerà il Troina.
E partiamo proprio con questa sconfitta un po' inaspettata dell'FC Lamezia, che può rischiare addirittura una possibile promozione nella categoria superiore. Città di Sant'Agata Corsaro, mister, a dimostrazione che quest'anno la squadra di Giampà ha veramente sorpreso tutti. Sì, diciamo che ha continuato il lavoro importante che aveva cominciato l'anno scorso, nel segno della continuità, e diciamo che fra le siciliane insieme al Paternò è la sorpresa positiva di questo Tra l'altro attualmente campionato. Anche all'interno dei playoff. Certo, all'interno dei playoff una vittoria importante, anche se c'è da dire che delle squadre diverse forse il Lamezia è quella che ha dato durante il corso dell'anno meno segni di continuità. Certo, giovedì la Città ha una grande chance. Assolutamente, assolutamente. Visto anche il fatto che deve incontrare tra l'altro dopo il Lamezia e l'ultima giornata la Cavese, è una chance importante per rientrare pienamente in corsa in questo campionato. Diciamo che il campionato della Cediale passa dalle sue mani, dalle proprie mani. Sì, passa dalle proprie mani, ma anche lì una società matura, continuità rispetto all'anno scorso, stesso tecnico, stesso modo di affrontare la stagione. Ecco, in un campionato difficile che dal mio punto di vista la Serie D è un campionato che va riformato, è un campionato che così non può continuare più. Anche un po' lungo. È troppo lungo per quello che è il premio finale, cioè nel senso una sola promozione, un campionato così lungo è troppo stancante e per le società economicamente non funziona. Tra l'altro i playoff non determinano è un campionato, sì. il Se va rivisto, della categoria. Un campionato che va rivisto, forse fra tutti i campionati è quello che urge una riforma. Si era parlato di fare una Serie D d'elite, però si tornerebbe un po' un ritorno a quella alla vecchia C2. Secondo me ci vuole invece una riforma un po' più strutturale e rendere più agevole anche a livello economico tramite, si era fatto un discorso di semiprofessionismo, di favorire la contribuzione, i contributi che vengono versati da questi calciatori. Ecco, bisogna intervenire veramente a livello strutturale in questo campionato. A suo tempo, tanto tempo fa, c'era una Serie D tutta siciliana, e allora le trasferte erano più abbordabili. Ma anche il campionato era più interessante. Ecco, secondo me bisogna trovare una formula che lo renda di nuovo vivo, perché è un campionato che sta andando un po' a spegnersi. Bene, vediamoci subito gli highlights. La vittoria straordinaria fuori casa della Città di Sant'Agata 1-0 contro l'FC Lamezia Terme. Trentaduesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Al Guido d'Ippolito si affrontano Lamezia Terme e Città di Sant'Agata. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per continuare la rincorsa ai propri obiettivi. La prima occasione dell'incontro al quinto minuto è per i giallo-blu lametini. Apertura di Umbaca per De Marco che tenta il destro di prima intenzione, si supera Beter. Un minuto dopo, pericoloso contropiede 5 contro 1 dei siciliani. Catalano apre sulla destra per Alagna, palla al centro per Cipolla che difetta l'aggancio e Lai sventa la minaccia. Cross di Salandria dalla tre quarti, inserimento in area di De Marco, ma il portiere ospite in volo allontana il pallone. Al quarto d'ora buon cross di Umbaca dalla sinistra. Confusione, in area di rigore il pallone carambola sui piedi di Maimone che prova il tiro dalla distanza ma viene ribattuto. Ci prova anche Tipaldi al volo col mancino ma la palla si spegne sul fondo. Prova a sfruttare le corsie laterali il Lamezia Terme. Miliziano mette una bella palla sul secondo palo con la difesa siciliana che si salva in corner. Nei minuti finali del primo tempo Catalano tenta di impensierire Lai che si fa trovare pronto e blocca sicuro. Al sesto minuto della ripresa provvidenziale intervento distinto di Lai che respinge il colpo di testa di Alagna su cross di Catalano dalla bandierina. Il neoentrato Abercon difende bene una palla in area di rigore, scarico su Umbaca che si defila e prova il diagonale, Beter blocca a terra. Occasione per il Sant'Agata con Mazzone libero di colpire in area, il suo tiro è alto sulla traversa. Al 76esimo sempre Mazzone recupera palla sulla tre quarti lametina, arriva fino in fondo e mette la palla in area di rigore. Errore della difesa giallo-blu e Alagna mette la palla in rete per il vantaggio ospite. Il Lamezia reagisce con la girata di testa di Terranova su cross di Corapi, ma Beter blocca senza problemi. Palla messa in area di rigore da Corapi, sul rimbalzo, Abercon prova la girata acrobatica, ma il tiro termina fuori. La sfida del D'Ippolito finisce dunque con la vittoria ospite. Il Lamezia Terme tornerà in campo giovedì prossimo, in trasferta a Cava dei Tirreni. .
indubbiamente quando si perde c'è amarezza, c'è sconforto, perché era una partita che non dovevamo sbagliare. Abbiamo sbagliato tutti, io in primis, e nel contesto di tutto quello che c'è stato la partita. Bisogna dare merito alla squadra avversaria che ci ha chiuso tutti i varchi, è stata brava a chiuderci ogni singola situazione. E io non sono uno che vado ad accampare scuse se magari oggi mancava questo, mancava quello, oppure era un'emergenza. No, assolutamente. Oggi c'è stata da parte nostra una partita completamente sottotono. Merito agli avversari che hanno avuto la fortuna di portare a casa questi 3 punti. Noi purtroppo ci lecchiamo le ferite, però sicuramente non molleremo, anche perché non possiamo assolutamente mollare. Andiamo avanti sempre sulla nostra strada, perché si è perso una partita importante, però il campionato continua, ci mancano 7 partite, dobbiamo onorare la maglia, dobbiamo onorare rispetto per i tifosi, per questa società, per il presidente, quindi bisogna andare avanti. Dispiace soltanto che è arrivato questa sconfitta nel momento in cui si poteva stare ancora agganciato a questo treno e quindi giocarsela fino alla fine. Per fare il risultato alla Mezia dovevamo fare una partita del genere, perché loro il secondo tempo potevano fare gol, hanno fatto sull'unico tiro in porta che hanno fatto, ed è stato bravo il nostro portiere, ma dovevamo sbagliare poco, perché noi siamo andati a giocare 3 domeniche fa con la Gelbison, su per giù, abbiamo sofferto più il primo tempo perché là è un campo più piccolo, il secondo tempo, quando avevamo la partita in mano, abbiamo regalato i 2 gol, quindi per fare il risultato qua dovevamo sbagliare niente. I ragazzi sono stati straordinari, perché oggi andiamo a migliorare la nostra classifica, perché abbiamo già fatto 3 punti in più dell'andata e manca 5 partite. Abbiamo già vinto il nostro campionato e adesso dobbiamo cercare di vincere la Champions League, perché se noi entriamo, oggi lo dico, nei playoff, è una squadra che vince anche la Champions League. Siamo una squadra che ha fame. Il Lamezia, io insieme alla Capese dico che è la squadra più forte, un gradino sotto la Gelbison, ma la Gelbison ha costruito negli anni, quindi non sta rubando niente. Sarà un campionato difficile fino alla fine, non si sa chi vince, ma il Lamezia, se perde il campionato, non l'ha perso oggi con il Sant'Agata, quindi se oggi il Lamezia perde il campionato non lo perde oggi, l'ha perso prima. Una vittoria importante del Castrovillari, perché permette alla squadra calabra di continuare a sperare nella salvezza. Lele, un Castrovillari che probabilmente paga una prima parte della stagione non certamente eccelsa. Adesso fare i punti in questa parte finale è sempre difficile. Diciamo che è molto difficile, nel senso che le ultime partite, le ultime 10-15 partite, ma anche il girone, tutto il girone di ritorno di solito è un altro campionato. Quindi per una squadra magari costruita per avere altri obiettivi e poi trovarsi lì è un po' difficile fare. Tra l'altro piazza molto calda Castrovillari, no? Insomma, è una società con un blasone che sta soffrendo questa parte finale della stagione, dove i punti pesano tantissimo. Pesano moltissimo, e come diceva prima il mister, è un girone fatto di grandi squadre che hanno tutte una storia meravigliosa, diciamo. Sì. Sono d'accordo con il mister quando dice che è impossibile che solo una squadra, dopo 22-23 partite all'andata e le stesse partite al ritorno, arriva magari seconda e poi può solo sperare in un ripescaggio, quindi sono pienamente d'accordo. È da riformare assolutamente, condivido assolutamente questa scelta vostra. Guardiamoci il servizio, la vittoria appunto del Castrovillari contro il Santa Maria Cilento, la partita è finita 2-1 per i calabri.
Con 2 acuti, uno per tempo, di Tripicchio e Padin, il Castrovillari delle Colle batte la Polisportiva Santa Maria. Ma andiamo alla cronaca, pronti via, rossoneri in vantaggio, Carrozza manovra sulla sinistra, lo scarico per Trofo che arma il sinistro di Tripicchio, la legnata di rara potenza e precisione del 10 rossonero. Non dà scampo a Greco, gara subito in discesa per i lupi e gioia incontenibile di Andrea Tripicchio per il vantaggio ma anche per il personale sigillo. Per 10 minuti non succede nulla, una manovra dei giallorossi al 13° che non si concretizza tra Maio e Cunzi. Poi al 17° il pareggio dei cilentani. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Simonetti pesca a centro area Maio. Perentorio il colpo di testa del centrocampista giallorosso che mira il palo lontano alla sinistra da Iolfi. Tutto da rifare, squadre che tornano in parità. Il Castrovillari non reagisce ed il Santa Maria ne approfitta. Al 23° sul cross dalla destra di Ovizac Cunzi prova la volée. Il sinistro del numero 21 sorvola non di molto la traversa. Al 30° i padroni di casa si procurano un calcio di punizione nei pressi dell'area cilentana. Tripicchio disegna una traiettoria velenosa, si salva in uscita con i pugni Greco. Al 35° Trofo libera Rosa Castaldo dal limite dell'area ospite. Il destro in equilibrio precario del fantasista rossonero lambisce la traversa della porta giallorossa. Il tempo si chiude con una parata non difficile ma complicata di Aiolfi. Nella ripresa, soprattutto nei primi 20 minuti, molto più Santa Maria che Castrovillari. Già al 2° minuto Cunzi approfitta di un intervento non perfetto di Di Bari e con il sinistro impegna Iolfi che si salva in angolo. Al 6° minuto la conclusione di Tripicchio abbondantemente fuori. Al 10° è Ovizac che dal limite cerca il destro, si supera Iolfi ancora una volta deviando in angolo. È un buon momento per i giallorossi che al 13° portano al tiro dal limite il solito Ovizac, palla alta sulla traversa. Al 18° ci prova anche Maggio, servito sempre da Ovizac. Il 9 giallorosso si gira bene, ma Aiolfi dice ancora di no. La vena creativa del Santa Maria si esaurisce, dal 28° si fa vedere il Castrovillari dalle parti di Greco. Rosa Castaldo dal limite scalda i guantoni al portiere giallorosso. Al 34° la svolta del match. Colle mette dentro Padin al posto di Trofo, il tempo di posizionarsi a centro area e Tripicchio sul calcio di punizione dalla sinistra dipinge di sinistro la traiettoria perfetta, Padin di testa insacca alle spalle di Greco. Torna in vantaggio il Castrovillari e ci resterà fino alla fine, compresi i 5 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Poi solo tanta festa e testa la trasferta siciliana in quel di San Cataldo. Parliamo di questa Gelbison, vittoria non certamente facile, intensa contro la rivelazione Cittanova. Mister, la conferma che questo Cittanova insomma se le gioca tutte, anche se ormai la classifica insomma è già definita, no? Cittanova non si può nascondere, è una grande squadra, è una squadra che davanti a giocatori veramente importanti che potrebbero stare anche dall'altra parte nella Gelbison. Tra l'altro una squadra a matrice anche siciliana, perché sono tanti siciliani che... l'allenatore siciliano Tommaso di Bonanno, sono proprio tanti giocatori, è un'ottima squadra, ma conferma la vittoria della Gelbison lo spessore di questa squadra. Veramente già domenica scorsa a Cava è stata una partita bellissima, sì, una partita non che, sembrava neanche una partita di Serie D. Livello alto, una partita veramente a livello, sia a livello tattico che a livello tecnico, che si è elevato al di sopra di quello che invece è stato un campionato un po' spesso non all'altezza. È vero. Nel girone d'andata la Ciriale vinse proprio in casa della Gelbison. Credo che adesso la Gelbison prenderà le misure proprio giovedì nello scontro contro la diciamo squadra che è una squadra cese. che è cresciuta molto rispetto a quel campionato, ma la Ciriale è una squadra che può dire benissimo la sua. E in casa, insomma, certo, il supporto dei tifosi fa tantissimo. Il supporto dei tifosi non sarà facile perché viene da la sosta, il Covid, non si pensava più che potesse di nuovo incappare in una situazione del genere, però sono situazioni che vanno a minare quello che è la regolarità del campionato,
e anche lì secondo me praticamente si gioca ogni 3 giorni. Sì, si gioca ogni 3 giorni, ma il problema è anche rimettere in moto e tenere la squadra mentre gli altri giocano. Non è facile. Sono situazioni non facili, non facili sicuramente. Vediamoci gli highlights. La vittoria della Gelbison 4-2 contro il Cittanova. Questa partita mi preoccupava perché la Cittanovese è una squadra che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque e anche oggi, appena nel secondo tempo abbiamo abbassato noi un po' i ritmi, loro sono usciti fuori e hanno mostrato tutta la loro qualità. Chiaramente penso che sul risultato finale non ci sia proprio nulla da dire, perché il primo tempo già poteva essere chiuso con un vantaggio un po' più largo, però ripeto, appena abbiamo abbassato i ritmi la Cittanovese è venuta un po' fuori, creandoci qualche situazione di preoccupazione. I ragazzi, può sembrare strano dirlo, stanno crescendo ancora, mancano ormai 5-6 partite, 5 partite. Ma sono in continua crescita, adesso anche l'atteggiamento di attacco alto lo fanno molto meglio, lo fanno credendoci di più. Io veramente non so che cosa dire di più ai ragazzi, che cosa chiedere, che cosa pretendere. Probabilmente forse un po' più di... non so nemmeno se parlare di cattiveria sotto porta, però probabilmente veramente dopo 10 minuti abbiamo creato già 2, 3, 4 situazioni da gol, la stessa cosa che è successa a Cava dei Tirreni, e non le abbiamo sfruttate. Poi oggi ne abbiamo create di più rispetto a domenica scorsa e siamo riusciti a farne 4. Ma probabilmente forse se dobbiamo andare a cercare veramente il pelo nell'uovo è che costruendo così tanto dobbiamo capitalizzare. Ci pensiamo domani mattina, come sempre abbiamo fatto, non cambiamo niente perché fino ad ora è andata bene così, probabilmente veramente non serve cambiare, non è giusto cambiare. Non è semplice perché comunque probabilmente sarebbe stato più facile se fossimo venuti a chiuderci, quindi per portare via il classico punticino contro la capolista, che secondo me non avrebbe avuto senso per quello che è la nostra mentalità e per quello che è il nostro modo di essere e per la nostra crescita comunque di squadra, perché siamo un gruppo comunque fatto di tanti giovani e oggi probabilmente magari non abbiamo preso neanche un punto appunto per un po' di inesperienza, perché siamo stati in partita sempre, anche quando siamo andati sotto di 2 gol siamo stati bravi a riaprirla, siamo stati bravi comunque contro secondo me la squadra più forte in assoluto del campionato
ad avere il pallino del gioco anche il secondo tempo, a lunghi tratti siamo stati bravi. E non è semplice giocare contro questa squadra, una squadra che è veramente forte in tutti i reparti, allenata bene, si vede che c'è dietro il lavoro, l'avevo detto già ieri alla vigilia, quindi non era facile, però l'importante è che ci abbiamo provato. Per noi era importante questo, credo che abbiamo fatto una buona prestazione e se andiamo ad analizzare i gol subiti probabilmente mi riporta a quello che dicevo prima, che è un po' di inesperienza, perché soprattutto il secondo gol, cioè su una palla nostra, abbiamo concesso un calcio d'angolo e successivamente al calcio d'angolo sono degli errori individuali che, ripeto, con una squadra così giovane ci stanno e adesso abbiamo imparato che di partita in partita comunque i ragazzi prendono spunto dagli errori fatti e poi non li commettono, quindi probabilmente questa era una situazione che ci mancava. Detto questo, non vorrei che mi fraintendeste, perché comunque di fronte, cioè ogni tanto bisogna pure un attimino fermarsi e dire ok, ma hai giocato contro una grande squadra, a cui faccio i complimenti, a partire dal custode, cioè si vede che c'è dietro un'organizzazione, ma sotto tutti i punti di vista, quindi è giusto riconoscere anche il merito degli avversari e se oggi la Gelbison è prima in classifica con qualche punto di vantaggio, di sicuro non è perché non è un caso. Quindi è giusto fare i complimenti e stop. Importante vittoria del Giarre, un Giarre che continua a sperare in una possibile salvezza diretta, evitando addirittura i play-out. Il percorso è difficile però, Lele, no? Stanno pagando i punti persi all'inizio della stagione, però adesso il quadro mi sembra molto più determinato, c'è più equilibrio, il mister probabilmente ha trovato la chiave giusta e i risultati sono dalla sua. Guarda, secondo me hanno cominciato male, con un po' di sfortuna, forse un po' di confusione perché hanno rifondato quasi totalmente la squadra. Però adesso hanno trovato una quadra e penso anch'io che il mister Gaspari, che tra l'altro un mister che lavora benissimo sul campo, sì, una grande persona, riuscirà a salvare la squadra. Penso e spero proprio che ci riesca, ho molti amici lì e quindi... Attenzione perché hanno vinto contro il Troina, mister, è una squadra comunque anche il Troina, una squadra siciliana. Peccato che insomma si stanno giocando la penalizzazione, però è una squadra interessante perché è una squadra composta da tanti ragazzi giovani, forti, ce ne sono alcuni veramente di prospettiva e in questa diciamo non ha perso mai la bussola, puntando proprio su questi ragazzi, alla fine ti troverai sempre dentro qualcosa. È vero, è vero. La cosa che più mi ha sorpreso della stagione del Troina è stata sicuramente un inizio straordinario, poi qualcosa si è inceppato, nel momento in cui poi i punti potevano essere importantissimi la squadra è mancata. A livello mentale lavorare con la penalizzazione è stato difficile, poi c'è stato un momento invece la squadra è cresciuta rapidamente, sono stati indovinati alcuni acquisti, però ripeto l'addio è un campionato lungo e stancante che a un certo punto proprio quando sembra che sei fuori ti ritrovi dentro all'improvviso e viceversa, devi tenere sempre la barra dritta, andare, non pensare, appena ti rilassi un attimo non c'è spazio. Ogni punto nel campionato nazionale dilettanti è certamente pesante, soprattutto in questa parte finale. Il Licata invece è riuscito a vincere una partita abbordabile, credo, contro il Rende Calcio e ha confermato che il lavoro di Romano è stato sicuramente di grande qualità.
forse è mancato nella parte cruciale della stagione perché con qualche punto in più poteva tentare un possibile aggancio nella zona più importante della classifica. Lele, che ne pensi? Penso che a fine anno, riguardando i punti persi, sicuramente si mangeranno le mani. È vero, perché hanno un bell'organico. Un bell'organico, giocano molto bene, merito sia di mister Romano, ma anche secondo me di quello che ha lasciato negli anni passati mister Campanella, che ha fatto un gran lavoro, quindi ha dato continuità il mister Romano a quello che era stato il lavoro di mister Campanella. È vero. Mister, a proposito di allenatori, è anche vero che Campanella ha costruito un Licata negli ultimi 2 anni meraviglioso. Però la mentalità del Licata non è cambiata, andando via lui è rimasta comunque quella sempre di valorizzare nomi anche sconosciuti e portare a casa comunque un campionato dignitoso. In una società le direttive vengono dalla società, quando la società ha solida, ha le teste chiare, le idee di quello che è il progetto, poi è anche più facile andare a trovare quello che è la continuità anche a livello tecnico. Ecco, Giovanni Campanella aveva cominciato un percorso e devo dire che mi ha sorpreso perché forse è stato uno degli allenatori che ultimamente è riuscito anche a cambiare più se stesso, perché ha fatto un gran lavoro veramente a Licata e lo sta facendo anche adesso, cambiando anche il suo modo di giocare, mettendosi in discussione. Devo dire che ha fatto veramente un buon lavoro e sta continuando questo lavoro, Pippetto, ma ripeto, lì è la società che è importante a dare continuità. È vero che per un allenatore cambiare mentalità in corso è sempre molto difficile perché si va un po' sul sicuro per evitare magari stagioni... Però è segno di grande intelligenza, sapersi aggiornare, saper cambiare, studiare sempre, il calcio va studiato sempre. In ogni caso, se tu vuoi fare questo lavoro in qualsiasi categoria devi essere sempre aggiornato, sul pezzo, altrimenti non ha senso. Ecco, in questo senso ha fatto un grande lavoro veramente. Guardiamoci gli highlights, strabiliante vittoria del Licata 5-1 contro il Rende Calcio. Potrebbe essere il crocevia di un'intera stagione questo Licata Rende, giornata numero 32 del campionato nazionale di Serie D Girone. Giordano trova Minacori, pallone di prima per Samaché, Samaché supera l'avversario, il tiro deviato, corner, cross di Candiano, palla che rimane nell'area piccola, ci prova Samaché, 2 volte il gol, Samaché, l'ultimo a toccare però è stato Aprile sul colpo di tacco di Samaché e cambia il risultato, Licata in vantaggio al 9° minuto del primo tempo, ampiamente meritato, è stata una pressione continua, cambia così il risultato alle 8, Licata 1, Rende 0, ha segnato Gabriele Aprile. Attenzione, il gioco intanto è ripreso, bravo Aprile a recuperare il pallone su Nardini, Samaché carica il destro, Samaché, che gol all'angolino, un gol fantastico, 2-0 del Licata, minuto 19, Samaché ritorna a metterla dentro, gol numero 14 in campionato del Bomber Maliano. Punizione per il Rende, batte trovato Spiovente in aria, la tocca Furina, Moschella in tuffo. Pallone intanto che arriva a Mazzamuto, buono lo stop, Mazzamuto affronta Corbo, buono il filtrante per Candiano, il palo e il gol, 3-0, grande Licata, 3-0, ha segnato Maico Candiano, ottimo il lavoro di Mazzamuto che ha lavorato il pallone sulla destra, un filtrante d'esterno, tranquillo per Candiano che ha mirato sul secondo palo, che è stato baciato dalla conclusione del numero 10 e poi si è insaccato in rete, cambia ancora il risultato, minuto 25, Aldino Liotta, Licata 3, Rende 0. Palla per Minacori che scambia ancora con il numero 8, siamo al limite filtrante, Minacori, palla sul sinistro, Mittica, dice di no. Un 2 contro 3 per il Licata, Minacori, le finte su Urruti, Minacori, palla sul destro, Minacori, la tocca Corbo, palla che rimane, la disponibilità di Samaché ed è un gioco da ragazzi, metterla dentro, 4-0 per il Licata, le proteste dei giocatori del Rende, ma l'arbitro dice andate a battere e ammonisce anche Corbo. Il cross di Urruti sul secondo palo dove c'è Palma, la torre e poi Nardini sfiora la traversa. Attenzione adesso a Chiodo, prova sulla destra, pallone per Furina e c'è il 4-1 del Rende
dopo appena 60 secondi arriva il gol. In profondità Minacori, palla sul destro, pallone che arriva, Currò, il tiro, la salva sulla linea Novello. Arriva il fischio, parte trovato, supera la barriera, traversa. Parte alta della traversa. Quindi Minacori prova a tendere, va via Piscopo, Minacori entra in area, il cross, il tiro, il gol di Talla Soare, ma grandissimo merito va a Minacori che si è bevuto praticamente Piscopo e il Licata va sul 5-1 al 31esimo minuto. Grande assist, grande giocata e grande assist di Minacori, va in rete Talla Soare come all'andata. E arriva adesso il triplice fischio, game over Aldino Liotta, il Licata torna al successo, ampio successo contro il Rende, una partita di vitale importanza in chiave salvezza. 5-1 il risultato finale, Licata che sale a quota 37 punti lasciando in rete a quota 24. Mattatori di giornata Aprile, Samaché con una doppietta, Candiano e Talla Soare. È il momento di parlare dell'Aciriale. Allora, iniziamo da Mister Betta. Questo Aciriale vince contro il Portici, campo difficilissimo, ne sa qualcosa anche insomma, la Cavese. A questo punto, questo Aciriale ha, nel giro di 10-15 giorni, in mano la possibilità di agganciare e forse anche addirittura superare questa Gelbison. Come deve prepararsi una squadra per i prossimi 20 giorni super impegnativi, sia dal punto di vista tecnico che anche mentale? Beh, sai, le vittorie aiutano a vincere e portano entusiasmo. La vittoria è stato importante questa partita, secondo me, perché dopo la sosta forzata che hanno avuto rientrare, vincere subito vuol dire che la squadra ha lavorato bene mentalmente, è rimasta attaccata al campionato. Ora ha una prova difficile, è chiaro che Gelbison è anche avvantaggiato in questo momento dal fatto che è capolista, una partita in meno, a un certo margine viene con sicurezza. La Aciriale deve fare una grande partita. Non può sbagliare. Non la può sbagliare, ma in ogni caso è una società che sta torniamo al discorso di prima, viene da 2 anni di lavoro anche lì, programmati bene, grandi sacrifici, sforzi economici. Come fai a dare solamente una promozione in un campionato così? Cioè una società che possibilmente nei 2 anni... con 4 insomma, pretendenti importanti, no? Perché non si regala facilmente ad altri gironi squadre come la Mezzia Terme, Cavese, beh anche volendo la stessa Gelbison. Certo, anche la stessa Gelbison, ma la Cavese quest'anno ha fatto investimenti importanti, è un ambiente già sicuramente pronto per categorie più importanti. Lele, un pronostico anche da parte tua, Aciriale è un po' vicino al tuo cuore, lo so. Diciamo che noi siamo i fratelli minori delle Aciriale, sì, no? essendo Real Aci. E tifiamo Aciriale. Io penso che la Aciriale ha un solo risultato in questa partita, mentre magari la Gelbison ne può avere 2. Sì. Però affrontato in maniera errata, cioè venendo da Aciriale, sapendo di avere 2 risultati, potrebbe essere controproducente per la Gelbison. Io vedo, come ha detto il mister, una Aciriale che è uscito da un periodo particolare e sono molto positivo. Positivo, quindi una possibile vittoria, però anche con un possibile pareggio. 15 giorni fa la Cavese ha bruciato il suo jolly, poi ha pareggiato la domenica successiva contro l'FC Lamezia, una Cavese che adesso per rientrare non può perdere neanche un punto, infatti la vittoria contro il Real Aversa alimenta ancora questa chance. Sì, la Cavese è spinta da un ambiente pazzesco per la Serie D. Fare calcio a cava è veramente... dare ai calciatori un qualcosa in più da questo punto di vista. Ha pagato un po' forse l'astinenza dei suoi attaccanti più importanti. Adesso ho visto io nelle ultime partite sia Diego Allegretti è tornato in grande condizione. La base può essere quella, se ritrova i gol di Allegretti davanti la Cavese può tentare ancora la chance di una possibile vittoria diretta del girone, perché ancora è tutto aperto. Ancora è tutto aperto. Sì. E ci fa piacere perché questa Cavese è stata sempre un po' la bestia nera per le siciliane, quindi
Ma sai, io a Cava è legato a una delle più belle partite del Noto, è una partita in diretta televisiva Sì, mi ricordo. che siamo partiti, che eravamo noi, quell'anno avevamo una squadra giovanissima, siamo partiti dopo 30 minuti di partita e vincevamo 3-0. Una partita straordinaria e poi abbiamo pareggiato 3-3, ma per noi in ogni caso era già una grande vittoria. Certo, andare a fare punteggio così forte. Mi ricordo a che quella Cava. partita Rai Sport la mandò in onda per tanto tempo perché veramente fu una partita bellissima, ecco. Belle soddisfazioni Sì. e bei ricordi. Le voglio chiudere con questo Trapani. È una mezza delusione, forse ci si aspettava di più. Forse sì, però il campionato di Serie D è molto difficile. Magari anche lì, costruita per fare qualcosa in più, si trova impelagata in una situazione diversa da quella che volevano all'inizio dell'anno e quindi adesso viene tutto molto più difficile. Hanno pagato secondo te il fatto che insomma, il cambio della società è avvenuto quasi ad inizio stagione, cioè dal Dattilo si diventa Trapani, per cui anche il nome poi diventa pesante all'interno di un gruppo dirigenziale? Secondo me sì, assolutamente sì, pienamente d'accordo con quello che hai detto. È vero, mister, d'accordo? Sì, diciamo che non è mai facile organizzare una società e partire da zero. Tra l'altro anche alcuni dirigenti importanti sono arrivati in corsa e magari non hanno avuto tempo di incidere su quelle che sono le scelte, poi si è puntato su un allenatore sicuramente con grandi capacità, Moschella, che poi adesso si è cambiato, ma ripeto, ha bisogno il Trapani di programmare una stagione dall'inizio. Fa un po' paura a tutti però l'idea che il Trapani possa organizzarsi già per la prossima stagione nel campionato di Serie D, perché la realtà come Trapani certamente non può più insomma, vivere di allori. Certo, però ripeto, tra l'altro nella prossima Serie D non sappiamo se avrà Sarà altri tutto ospiti. un punto interrogativo. Sarà un grande punto interrogativo, si potrebbe tornare di nuovo a essere una stagione straordinaria. Certo, chiaro, è logico. Il problema è che ci ritroviamo un'eventuale Catania con dentro, che so, Cava, Aciriale, Trapani e un grande girone di Serie D. Ecco, insomma, sarà un bel girone di Serie D. E torniamo sempre lì, andrebbe premiato in un modo diverso. Beh, sicuramente, sicuramente. Abbiamo dunque chiuso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, 30 secondi di pubblicità e tra poco ritorneremo in studio per parlare dei due gironi del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati ancora con penalty su Gold 78 HD ogni martedì sera a partire dalle ore 21 con la replica anche il mercoledì sera. Ricordiamo l'appuntamento con penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold con l'approfondimento proprio dei due gironi del campionato di eccellenza nonché anche e soprattutto il girone I del campionato di Serie D. Parliamo adesso di eccellenza e lo facciamo con il girone A. Non si è giocato il turno domenicale perché il campionato ha previsto in questa domenica solo dei recuperi. Guardiamo comunque il tabellino, il Casteltermini che perde in casa della Dolce Onorio Marsala 1-0, l'Enna Calcio che vince contro il Canicattì 2-1, il Castellammare che batte la Nis FC 4-0 e anche il pareggio dell'Acragas in casa della Parmonval 0-0. Abbiamo finalmente dunque una classifica, 2 giornate dalla fine della stagione regolare,
una classifica un po' in un certo senso finalmente chiara, perché tutti hanno giocato anche i recuperi. In testa abbiamo la conferma del Canicattì, che come ben sapete ormai ha vinto il campionato già dalla scorsa settimana, in testa con 67 punti, con 57 l'Acragas 2018, con 54 la Don Carlo Misilmeri, con 51 il Profavara, 47 punti per Mazzarese.2 ed Enna Calcio, con 46 punti l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 42 Unitas Sciacca, con 41 Nis FC e Mazzara Calcio, 40 punti per il Castellammare, 35 per la Parmonval, 18 punti per il Monreale, 14 Dolce Onorio Marsala, 12 punti per il Casteltermini, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. Si ritorna in campo giorno 24, guardiamo anche il tabellino degli incontri. Dolce Onorio Marsala Cus Palermo, Mazzara Calcio Castellammare, Nis FC Canicattì, Enna Calcio Parmonval, Monreale Casteltermini, Oratorio San Ciro e San Giorgio Don Carlo Misilmeri, Profavara Acragas 2018, Unitas Sciacca Mazzara.2. Mister Betta, da dove iniziamo? Perché questo girone A è stato ingarbugliato per molto tempo, anche dai purtroppo al Covid. al Canicattì. Dai complimenti al Canicattì. Che mi sembra ovvio. E io dico che stagione meritata, credo. Stagione no? meritata, e soprattutto, dal mio punto di vista, questa vittoria ha origini un po' più lontane, perché nasce proprio dalle sconfitte del Canicattì, perché è una società che ha imparato molto dalle sconfitte, ma soprattutto ha dimostrato che quando una società crede in un obiettivo e può sbagliare, prima o poi lo raggiunge, perché loro hanno costruito questo successo sugli errori fatti e sono convinto che ne faranno sempre di meno. Perché quindi vuol dire che in Serie D possono rappresentare certamente una società hanno un solida bagaglio, e determinata. ma hanno un bagaglio importante. La Serie D è un altro mondo, lo sappiamo. Bisogna capire che, ma d'altronde su queste cose comandano anche i numeri, basta andare a vedere e fare uno studio sugli ultimi 10 anni delle società che sono salite dall'eccellenza alla D e capire come comportarsi, perché ci sono società che hanno preferito magari mantenere quella struttura e dopo 3 partite cambiarla tutta. Ecco, la Serie D è un campionato che va affrontato in un modo completamente diverso. È vero, è vero. Ma ripeto, sono convinto che il Canicattì ha le spalle adesso robuste per affrontare bene la stagione. Nella zona alta della classifica il duello per il secondo posto in questo momento è appannaggio dell'Acragas, che attenzione pareggia contro la Parmonval, quindi la Don Carlo Misilmeri ancora speranzosa. Sì, dal mio punto di vista però la Don Carlo Misilmeri è un po' la delusione della stagione, nel senso che si aspettava di più per investimenti e per strutture da questa squadra. Società importante, sicuramente società importante, l'ha dimostrato anche non perdendo la testa nei momenti difficili, sì. Però è una squadra che doveva fare di più. L'Acragas dalla parte sua il blasone, sicuramente la storia della società che adesso ha cambiato allenatore da un po', ma già si è messa in careggiata. Ecco, un duello importante, perché ripeto c'è sempre la carta dei playoff che comunque sono un terno all'otto, no? Certo, sono un terno all'otto, è una strada lunga, è una strada, però diciamo che il girone A negli ultimi anni, a differenza del passato, è stato di un altro livello rispetto al girone B. Decisamente. Guardiamoci gli highlights, il pareggio 0-0 tra Parmonval e Acragas. Benvenuti alla sfida tra Parmonval e Acragas. È il recupero della giornata numero 13 di ritorno in eccellenza girone A. Gara importantissima per l'Acragas, che occupa il secondo posto della classifica e deve blindare questa posizione così importante per lo schieramento playoff. La Parmonval, che ha già ottenuto con merito la permanenza in eccellenza, non ha molto da chiedere a questa stagione che volge al termine. Fischietto in bocca per l'arbitro, inizia adesso la sfida. Parmonval Acragas sul campo in terra battuta di Partanna Mondello. Quinto minuto di gioco. Punizione Acragas con Jama. Alza lo sguardo l'argentino, parte Jama, palla a cercare Pavisic, attenzione, Prestia la conclusione, palla alta sopra la traversa, Rappa per la punizione, fischia l'arbitro, parte il numero 10, palla sul primo palo, attenzione, Aruscia fa buona guardia, fischia l'arbitro, Prestia, palla sul primo palo, attenzione, Tarantino, in 2 tempi e palla in angolo.
Secondo angolo della partita per l'Akragas. Prestia con il sinistro, c'è anche Piuca accanto a lui. La finta di Piuca, parte Prestia, palla sul primo palo, Majorano di testa, brivido. Rappa, ancora Ivan Tarantino, il cambio gioco per La Mattina, giù il pallone. Alza lo sguardo il numero 5 della Parmonval, poi palla sul secondo palo, attenzione la conclusione, c'è un gol fantastico di Carioto, che gol! Un super gol di Carioto, ma rete annullata per fuorigioco, protesta il capitano Rappa. 35esimo, Piuca, palla per Jama di testa e poi Tarantino, che parata! Super intervento di Tarantino a salvare il risultato. Poi Piuca, bene per Prestia, il cross per Pavisic, Tarantino salva la Parmonval. Colpo di testa dell'argentino, risposta da gran campione di Francesco Tarantino, tutto questo al quinto della ripresa, Akragas vicina al vantaggio. Majorano, Baio, Lavardera per Prestia, bene sull'avversario, ancora Prestia, un'altra magia, Prestia, la conclusione, traversa clamorosa di Prestia, una magia. Pavisic, passaggio un po' troppo lungo all'indietro per i compagni di squadra, allora contropiede Parmonval, attenzione a serio, Carioto entra in aria, la conclusione! Sbaglia il tiro Carioto e si salva l'Akragas al 36esimo. Ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce 0-0 il recupero tra Parmonval e Akragas, pareggio tutto sommato giusto tra due ottime formazioni che sono affrontate a viso aperto. Akragas che nella ripresa ha colpito una traversa con Prestia, Parmonval che ha avuto le sue occasioni per segnare, ma alla fine il pareggio è giusto. Dunque il finale da Partanna Mondello, stadio Franco Lo Monaco, è di 0-0 tra Parmonval e Akragas. Un saluto da Davide Sardo, a risentirci. Accetto volentieri, anche perché il terreno di gioco non era al massimo, abbiamo fatto fatica ad adattarci già nel primo tempo, nonostante tutto abbiamo avuto qualche buona occasione per andare in vantaggio, però onestamente credo che il risultato sia giusto, abbiamo affrontato una squadra che ha messo tanta determinazione dentro al campo ed è giusto che sia così. Faccio complimenti a loro, faccio complimenti alla mia squadra perché ha lottato fino alla fine e ha provato a vincere la partita. Ragazzi, ho poco da dire, anche perché, ti ripeto, abbiamo provato soprattutto nel secondo tempo a giocare un po' di più la palla, siamo stati bravi in alcune situazioni, un po' meno bravi in altre, però ti ripeto, la squadra sta facendo bene, anche oggi ha cercato di proporre il suo gioco, prepariamoci ad affrontare le ultime due gare che per noi sono delle finali. Si ritorna in campo domenica 24 dopo la Pasqua e subito, insomma, in calendario un Akragas che giocherà in casa del Pro Favara. Lele, io penso che il Pro Favara, insomma, in fatto di campionato DOC possiamo tutti essere d'accordo, no? Certo. Anche un po' inaspettatamente, aspettavano qualche altra squadra al posto del Pro Favara. Al contrario di qualche altra squadra che ha deluso, loro invece hanno fatto un ottimo campionato. Anche se tra le due sicuramente l'Akragas in questo scontro è favorito. Poi ci tenevo, come ha fatto bene il mister, a fare complimenti al Canicattì, grandissima stagione, e sono pienamente d'accordo che questo girone rispetto al girone B è stato è un girone molto più impegnativo, fatto di magari individualità un po' più importanti. È vero. Un Canicattì che però perde nel recupero contro l'Enna, che a sua volta, se non avesse vinto, probabilmente avrebbe dovuto dire addio ai play-off, anche se ancora, insomma, il quadro non è definitivo. Sì, ma ci sta, il Canicattì starà ancora festeggiando ci sta. E sono comprensibili questi momenti. Le motivazioni sono importanti, aver dato tutto nei momenti importanti da parte del Canicattì ci sta anche. Cosa può rappresentare l'Enna nei play-off?
se arriva la squadra di Strano, come va presa? Perché è sempre una squadra molto arcigna, no? Come il suo mister. Sì. A livello tecnico, ripeto, i playoff poi diventano un'altra competizione, perché viene azzerato un po' tutto, anche dipende da come ci arrivi, anche per questo il vantaggio di avere poi il risultato della partita in casa, avere il pareggio anche a tuo favore, è un vantaggio sicuramente meritato da quella che è stata la stagione regolare, che ti può agevolare perché ripeto, sennò diventerebbe un'altra partita, perché una squadra ti può impostare una partita completamente diversa. E quindi io penso che poi alla fine i playoff rispecchiano sempre quello che è il valore del campionato. È vero. Un Canicattì che comunque a questo punto pensa già a programmare la stagione, no? Mi sembra giusto che in questo momento loro, ripeto, studiano bene, vanno anche adesso è importante la competenza, è importante avere, la Serie D già è un campionato quasi professionistico, devi avere qualità, competenza, devi saper valutare, la società ha dimostrato di essere solida e sicuramente sapranno come affrontare questa stagione. Per chiudere il discorso di questo girone A del campionato di eccellenza, una battuta la voglio fare sulla Nissa. Inizio con Lele, una Nissa che insomma ha deluso, no? A questo punto questa ennesima sconfitta contro il Castellammare ha confermato che la squadra insomma ha mollato, ma che a questo punto bisogna rivedere progetti per la prossima stagione. Ma sicuramente ha deluso, ci sono stati molti alti e bassi in questa stagione, e voci di corridoio dicono che l'anno prossimo ci dovrebbe essere solo una Nissa. Sì. Quindi magari... Vedo che conosci bene questa situazione, eppure insomma Caltanissetta è un po' lontano da Ciriale, no? Diciamo che ci conosciamo un po' tutti in questo settore, sì, quindi, è vero. soprattutto in queste categorie. E quindi sia in promozione che in eccellenza, anzi devo dire che nel nostro girone la Nissa non sta regalando niente a nessuno. Magari il discorso è un po' diverso per la Nissa in eccellenza, perché già sa di dover formare un'unica squadra, quindi quello potrebbe essere anche un motivo per questi alti e bassi, diciamo. È vero. Mister, è giusto che sia così, una squadra sola sì, a Caltanissetta. Anche a Gela c'è un po' lo stesso problema, perché c'è la società storica che ha vinto il campionato di prima categoria e c'è il Gela che è un'ottima società, ben guidata, che è in promozione, e anche lì onestamente bisognerebbe andare con una squadra sola e unire le forze. Perché tra l'altro adesso a Caltanissetta finalmente sono iniziati i lavori per il rifacimento soprattutto del manto che diventerà in sintetico, e quindi finalmente il presidente Giammusso avrà la tranquillità di poter gestire in casa soprattutto la sua stagione. Sì, è importante. Io penso che è importante a questi livelli programmare già da adesso, comportarsi veramente in un modo quasi professionale, direi professionale. Spesso le società, le nostre società pecchiamo a livello dirigenziale, bisogna essere anche, non c'è più quella cultura, quella competenza. Io me ne accorgo spesso anche quando una società va a scegliere il tecnico, ecco, io parlo da allenatore. Sì? È un compito delicato, il tecnico quando va scelto, io come società devo avere già l'idea di quello che è il tipo di calcio che voglio fare, devo andarla a vedere lavorare, devo andare a vedere come comunica, devo andare a vedere come parla con i calciatori, ed è una cosa, non succede, ma non sono cose, Ettore, che tu richiedi uno sforzo enorme, sono cose semplici. Ecco, secondo me si potrebbe fare un calcio più incisivo, più basato sulla competenza, ma anche con semplicità. È molto intelligente quello che stai dicendo. Tra l'altro sottolineo anche il fatto che un allenatore è importante, ma sono importanti anche gli uomini, i dirigenti che formano poi la società. Ma io penso che è quello che noi stiamo pagando più di tutti a livello siciliano, la mancanza di professionalità e di competenza da parte dei dirigenti. Io questa la sostengo da molto tempo, perché i dirigenti oggi non investono nella formazione, si inventano una professione che non si può inventare. E ripeto, noi il settore dove stiamo soffrendo di più è proprio lì, è proprio quello della formazione, perché anche lì, avendo gente competente dentro, tu puoi formare altra gente competente, certo. E quindi ti puoi formare dentro una classe il tuo gruppo a livello tecnico, a livello societario. Sono tutte situazioni che con poco si possono veramente realizzare. E una società ha bisogno di fantasia, di idee, di essere sempre sul petto, di aggiornarsi, bisogna volere e potere.
Io credo fortemente in questo. Speriamo che questo succeda a Caltanissetta, proprio perché, come ce l'ha pure anche confermato Lele Merenda, praticamente la possibilità di avere una squadra sola a Caltanissetta e quindi unire anche i tifosi, non dividere, con una nuova finalmente struttura che potrebbe aiutare tantissimo una squadra di calcio. Adesso voltiamo pagina perché parliamo subito del girone B, sempre del campionato di eccellenza. Si è giocata la 14ª giornata del girone e finalmente possiamo annunciare ufficialmente che il Ragusa Calcio raggiunge il campionato di Serie D. Quindi un saluto, un abbraccio sia a tutto il gruppo dei tifosi ma anche al gruppo tecnico, nonché soprattutto anche a mister Raciti, che qualche settimana fa è venuto a trovarci anche per festeggiare un'altra vittoria del Ragusa Calcio, ovvero la Coppa. Insomma, un campionato bellissimo, ancora imbattuto tra l'altro, quindi questo è sicuramente un grande merito per il gruppo guidato da Filippo, ma anche un merito a tutto il gruppo dirigenziale, con in testa anche Graziano Strano, il responsabile tecnico, che con la sua esperienza ha certamente creato e disegnato questo Ragusa, che potrà andare tranquillamente a giocarsi la prossima stagione in Serie D, anche se tu stesso mister me lo confermi, la Serie D è un po' diversa rispetto all'eccellenza anche degli ultimi anni. Però veramente un grande applauso alla Ragusa, sono strafelice perché è la città dove io vivo e sono felice per il gruppo dirigenziale, per Filippo, per tutto l'ambiente del Ragusa, e sono contento anche perché sia il Ragusa che il Canichetti, come dicevamo prima, vengono da una programmazione, perché Canichetti ci provava da 3-4 anni, ma il Ragusa ha costruito l'anno scorso quello che ha fatto quest'anno. Sì. E questo dovrebbe essere uno sprono per tutte quelle società che invece ogni anno fanno, disfano progetti, appena non funzionano. Ci vuole pazienza, non perdere la testa, e complimenti a tutti, veramente il Ragusa ha strameritato. Tra l'altro il girone è ancora tutto aperto anche e soprattutto per la griglia playoff, in quanto il big match tra Igea 1946 e Ionica FC è finito in parità. Ma guardiamo il tabellino dei risultati. Città di Taormina batte Acicatena 2-1, Nebros batte Atletico Catania 8-0, Città di Siracusa batte Real Siracusa Belvedere 2-0, Igea 1946 Ionica FC 1-1, Ragusa Calcio batte Città di Viagrande 4-1, vittoria per 7-3 del Carlentini contro la Virtus Ispica 2020, hanno riposato Santa Croce e Palazzolo. Un Ragusa dunque che con 65 punti vince questo girone B del campionato di eccellenza. Al secondo posto la Ionica con 60, 58 per l'Igea 1946, 45 punti per il Città di Siracusa, 44 Nebros, 43 Carlentini con 40 il Città di Taormina, 28 punti SC Palazzolo, 25 Real Siracusa Belvedere, 22 Virtus Ispica 2020, 20 punti per la Cicatena, 19 Città di Viagrande, 18 Santa Croce, meno 2 per l'Atletico Catania. Si ritorna in campo prima di Pasqua, sabato 16, guardiamo il tabellino degli incontri. Carlentini Igea 1946, Città di Viagrande Atletico Catania, Ionica FC Città di Siracusa, Real Siracusa Belvedere Città di Taormina, Santa Croce Virtus Ispica 2020, SC Palazzolo Ragusa Calcio. Riposeranno Acicatena e Nebros.
massimo che quest'anno si poteva aspirare, insieme a tutti i tifosi, a tutta la dirigenza e alla squadra soprattutto, che ha fatto un campionato splendido. Adesso manca l'ultimo obiettivo, che sarà quello di vincere tutte le partite e mantenere la nostra imbattibilità in questo campionato. Io personalmente ci puntavo perché sapevo il valore di tutti questi ragazzi. Poi gli altri fanno le squadre con i nomi, noi l'abbiamo fatto con le qualità, e quindi io ci ho creduto fin dall'inizio, non mi sono mai espresso più di tanto, però poi ho avuto ragione io alla fine. Allora, cosa possiamo dire, mister? Tanta felicità, contentissimi, comunque il risultato importante, era importante riportare comunque questa città nelle categorie dove ci competono, quindi tanta emozione, tanta felicità, e dai, ci siamo riusciti, è la cosa più importante. Dal 2 agosto ad oggi ragazzi che veramente meravigliosi, ragazzi che meritano questo e altro. Non abbiamo perso nemmeno una gara in campionato, una gara in Coppa regionale, non abbiamo perso nemmeno una partita. Credo che comunque i risultati e le statistiche parlano da soli quest'anno per questa squadra, quindi ti ripeto, contentissimi. Vincere non è mai facile, sì, però con questo gruppo e con questi ragazzi veramente viene tutto più facile. Prima soddisfazione personale e poi la soddisfazione un po' di tutti. Io sono molto soddisfatto e contento di quello che abbiamo fatto. C'è la terra bruciata, sì, ora però guarda cosa siamo riusciti a creare anche con il grande contributo di Alessio e di altre persone della dirigenza. Pian piano ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto sin da subito, anche se non avevamo mai pronostici dalla nostra parte, e ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi di questo traguardo. Un grande risultato, soddisfatto a dire poco, siamo contentissimi di aver raggiunto questo grandissimo traguardo che la nostra Ragusa merita per il blasone che ha e per quello che rispetta. È una soddisfazione, Ragusa meritava questo perché meritava. Sono emozionato che pur avendo vinto 3 campionati nella mia carriera, questo è il primo vinto, come parlavamo con Filippo, col sudore veramente, e con una società che non mi ha fatto mancare niente, e noi li abbiamo ripagati, e abbiamo ripagato la città di Ragusa che merita la Serie D! Questa è una gioia veramente pazzesca, un anno di impegno, di passione, di sacrifici, di iniziative. Ci abbiamo creduto sempre, e penso che la Serie D ce la siamo meritata ampiamente. Mai sconfitti, vittoria in Coppa, adesso la Serie D e andiamo avanti. È una grande soddisfazione perché io dopo tanti anni ho smesso di giocare per 6 anni, quindi ritornare dopo 2 anni, vincere un campionato d'eccellenza penso non sia da tutti, però merito di una squadra incredibile, di un gruppo incredibile, e penso che da imbattuti abbiamo meritato il successo. Forza Ragusa sempre! Sempre Forza Ragusa! Forza Ragusa!
Del Ragusa abbiamo già parlato, parliamo di questa Igea 1946 e parliamo anche di questa Ionica che con il pareggio in casa dell'Igea ha in un certo senso consolidato questa sua seconda posizione, ma ancora c'è qualche partita da giocare, quindi ancora tutto aperto. Lele, che ne pensi? Come andrà a finire? Perché queste due squadre sicuramente si giocheranno la finale playoff del girone. Sì, sicuramente, secondo me si farà solo la finale del girone. Sì, infatti. Perché il Siracusa purtroppo si è svegliato già tardi. tardato, sì. Volevo fare complimenti anch'io a Filippo, essendo stato suo ex compagno di squadra. Abbiamo vinto un campionato come compagni di reparto e mi fa enormemente piacere perché già si vedeva che quando giocava era un allenatore in campo. Era un allenatore in campo. Si dice sempre così, ma poi alla fine è giusto classificarlo così. Colui che ha una mentalità diversa rispetto a tanti altri centrocampisti. Già leggeva il gioco in maniera diversa, non focalizzava il passaggio, il cross, vedeva già lungo, ci vedeva già lungo. E come dice il mister, giustamente ci sta che il Ragusa vince il campionato perché il programma già dall'anno scorso ha fatto un gran lavoro. Per quanto riguarda questo girone, che ti devo dire? Ti devo dire che è un campionato tra virgolette un po' fassato soprattutto nella zona bassa, perché molte squadre che potevano dire anche la loro rispetto al girone d'andata come la Cicateno e il Carlentini, magari trovandosi attardate a metà campionato sia dalla zona playoff e magari anche dalla zona playout, perché playout non se ne fanno, diciamo hanno mollato tutto. Un girone decisamente amorfo, mister Sì, Betta. quando ci sono queste situazioni chiaramente qualcosa non funziona, qualcosa non è andato, non è al di là di quello che è il valore delle squadre, c'è troppa differenza fra le squadre di vertice a livello di punteggio e le altre squadre. Decisamente. È un campionato così privo di contenuti per certi aspetti, non toglie merito del lavoro che ha fatto il Ragusa, però è inspiegabile anche il cammino del Siracusa, perché il Siracusa è un organico che non ha niente da invidiare al Ragusa e alle squadre ma abbiamo che hanno detto vinto. che se non ti organizzi in tempo poi i punti persi nella prima fase non li puoi più recuperare. Ripartire tardi, una piazza come Ragusa, come Siracusa non si può permettere questi errori di programmazione, e lo dimostra che nonostante una squadra competitiva non riesci più a recuperare. Guardiamoci a questo punto il servizio, pareggio 1-1 tra Igea 1946 e Ionica FC. La sfida del Dalcontres Barone tra l'Igea, terza in classifica con 57 punti, e la Ionica, seconda forza del campionato con 59, non è stata decisiva solo per il miglior piazzamento in chiave playoff, ma è stata anche la gara delle prime volte. Sulla panchina egeana debutto infatti per Pasquale Ferrara, subentrato in settimana Peppe Alizzi. Dall'altra parte prima volta anche per il tecnico ospite Michele Campo, barcellonese doc ed ex calciatore dell'Igea, che dopo parecchi anni tornava da avversario. Una giornata segnata inoltre dalla triste notizia dell'improvvisa scomparsa di Ernesto Dall'Oglio, grande uomo di sport e papà del capitano igeano Maurizio. Il match aperto e combattuto si apre subito con la Ionica che troverebbe la rete del vantaggio con Aquino, ma il signor Comito annulla per un presunto fallo dello stesso giocatore su Franchina. Vantaggio che sul ribaltamento di fronte mette a segno invece l'Igea, quando Presti con una percussione apparecchia per lo sgusciante Sowe, che toccato da Savoca finisce giù in aria per il fischietto messinese e calcio di rigore. Sul dischetto Assenzio batte Romano col brivido, facendo così Igea 1, Ionica 0, e gol che tutta la squadra giallorossa dedica poi al suo capitano Maurizio Dall'Oglio in questo giorno triste per tutta la sua famiglia. Per Roberto Assenzio è la 10ª rete in campionato. Sulle ali dell'entusiasmo i barcellonesi provano a chiudere conti al 18° e Sgro, che tornava in campo dopo un'assenza di 13 giornate, mette in mezzo non trovando nessuno alla deviazione. Insiste la formazione di Ferrara e un minuto dopo ancora un incontenibile Sowe finisce nuovamente giù in area avversaria, ma questa volta per Comito non ci sono gli estremi per la massima punizione. La Ionica tenta di alleggerire la pressione dei locali al 24° dagli sviluppi di un calcio piazzato di Tabares. Il solito Aquino stacca prima di tutti, sfiorando il palo alla destra di Paterniti. Poi l'Igea torna a spingere, alla mezz'ora Isgro serve in aria la corrente Nicevic, che da pochi passi calcia però in bocca al portiere. Prima del riposo i giallorossi rimangono in 10 uomini quando il direttore di gara mostra il rosso diretto al difensore Cassaro, reo di alzare il gomito su Micoli. Un'espulsione che costa cara ai barcellonesi, perché ad inizio ripresa il signor Comito concede alla Ionica il calcio di rigore per un tocco di mano in aria
aria da parte di Presti, scatenando nuovamente le vibranti proteste giallorosse. Dagli 11 metri Gallardo spiazza Paterniti, ristabilendo la parità. 1-1 e gol numero 11 in campionato per l'argentino. Nonostante ciò Ligea tenta di riportarsi in avanti al 56esimo e sgrova giù in area avversaria, ma questa volta il fischietto della sezione di Messina ammonisce il calciatore giallorosso per simulazione. La Ionica però spinge alla ricerca del vantaggio e al minuto 64 solo una super parata di Paterniti nega ad Aquino la gioia del gol. Non è da meno il suo collega romano che al 75esimo dice di no al tentativo col destro di Nicevic. Nel finale Ligea tenta il tutto per tutto e al minuto 85 Lucarelli finisce giù in aria, ma anche in questa occasione il direttore di gara concede solo angolo. L'1-1 finale consente alla Ionica di confermarsi al secondo posto in classifica con 60 punti, mentre Ligea rimane in terza posizione con 58. Sabato l'ultimo atto della stagione regolare con i barcellonesi che viaggeranno alla volta di Carlentini, mentre la Ionica affronterà in casa il Città di Siracusa. Devo dire oggi i miei ragazzi hanno fatto una grande partita, perché il primo tempo sapevamo che loro sarebbero partiti fortissimo, anche perché conosco anche il mister e so il tipo di aggressività, di gioco che cerca di dare in una settimana. Ha fatto quello che ha potuto, però si è visto qualcosa. Ligea il primo tempo è stata molto aggressiva, molto reattiva sulle seconde palle, ci ha anche messo in difficoltà e non è facile metterci in difficoltà su queste situazioni, no? di pressing, di aggressività. Poi nel secondo tempo siamo venuti fuori, siamo stati molto lucidi e ovviamente abbiamo anche approfittato della superiorità numerica e siamo riusciti a pareggiare. Io gli ho detto ai ragazzi, questa è la prima di 2 partite. Gliel'ho detto prima nell'ultimo discorso che gli ho fatto, perché ce ne sarà un'altra. E il fatto che noi la faremo in casa, per me non vuol dire niente. Ovviamente era il nostro obiettivo cercare di farla in casa, però questo non significa che siamo 50-50, perché come noi, secondo me, saremmo stati anche in condizione di vincere qua, così come Ligea potenzialmente può anche vincere. Perciò ci dà un vantaggio, ma l'unico vantaggio forse è che se dopo i tempi supplementari finisce in parità, abbiamo anche lì un piccolo vantaggio. Poi ripeto, su questo noi non ci culliamo, sappiamo benissimo che sarà dura. Se mi permetti, oggi volevo solo aggiungere una cosa, che oggi stamattina ero molto scosso, ma scosso tanto anche ora. Sì, sono contento per il risultato, però non riesco francamente a pensare tanto alla partita, perché dopo quello che ho saputo stamattina c'è della scomparsa che era un mio ex compagno di squadra, Ernesto Dall'Oglio. Ho giocato nell'84, 85, 86, lui era il portiere del Ligea, quindi lo conoscevo benissimo, conosco il capitano del Ligea Maurizio Dall'Oglio, gli faccio le condoglianze alla famiglia. È una notizia veramente che ti lascia sgomento, ripeto, era una persona eccezionale, aveva 59 anni e sono quelle cose veramente drammatiche che mi ha colpito tanto. Siamo matematicamente nei playoff, significa che andiamo a vincere alla Ionica, perché noi siamo Ligea, ci crediamo, in casa o fuori casa non facciamo distinzioni, abbiamo tutto il tempo in cui poter lavorare, mettere benzina, perché i ragazzi hanno finito stremati, con i crampi, i giocatori fuori ruolo, centrocampista Presti, terzino, abbiamo finito De Marco che è un attaccante terzino destro, e hanno tutti dato veramente quello che devono dare. E non solo che fargli complimenti, è un buon viatico per continuare su questo che ho visto oggi, deve essere la nostra partenza. E mi sembra un bambino che è tornato a casa, perché il calcio c'è la storia, basta girarsi intorno e vedere queste foto, ti mette la pelle d'oca. Quello per me è una carica in più che cerco di trasmettere ai ragazzi per poter far sì, tentare di arrivare dove la società e il paese si merita, cioè quella Serie D che manca ormai da tanti anni. Chiudiamo anche questo girone B del campionato di eccellenza, una battuta veloce con i nostri 2 ospiti, perché voglio il pronostico possibilmente della squadra che si giocherà poi tutto il tourbillon del proseguo dei playoff in scala nazionale. Mister Betta, come andrà a finire tra Igea 1946 Ionica FC? Ionica. Ionica. Sei sembrato molto determinato, eh? Sì. Determinato. Invece Lele? Io Igea.
Igea, insomma, sarà ancora un altro ennesimo derby. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Adesso ci fermiamo perché dobbiamo parlare del campionato di promozione, ma lo facciamo tra 30 secondi. Parliamo del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Undicesima giornata, subito i risultati. Partini Caudace, Città di Carini 1-1, Città di San Vitolo Capo batte Alba Alcamo 1-0, Folgore Castelvetrano batte Casteldaccia 1-0, Super Giovane Castelbuono batte Fulgatore 3-1, vittoria importantissima del Resultana San Lorenzo contro il Gangi 3-1, pareggio tra Camarat e Raffadali 2018 e vittoria dell'Ascari Cefalù 4-1 contro il Villabate. Vittoria importante del Resultana San Lorenzo perché con questa vittoria fuori casa in un campo storico come quello del Gangi porta a casa finalmente la sospirata promozione nel campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. La squadra palermitana in testa con 59 punti, quindi prima classificata. Con 51 il Casteldaccia, 46 Folgore Castelvetrano, 42 Gangi, 41 Raffadali 2018, 40 il Fulgatore, con 35 l'Ascari Cefalù, 30 punti Città di San Vitolo Capo, 28 Alba Alcamo, 24 Città di Carini, 22 punti Partini Caudace, Castelbuono e Cabarat con 21 punti ed infine il Villabate con 12. Meritata finalmente perché ha fatto una stagione straordinaria la vittoria in questo girone del Resultana San Lorenzo. Siamo contenti anche perché insomma società, gruppo giocatori, ambiente e finalmente anche Palermo può abbracciare la categoria dell'eccellenza con una squadra di quartiere. Sì, società seria, io sto seguendo molti risultati perché sono interessato per motivi della Coppa, quindi da un po' vedo certo, perché c'è un possibile scontro tutte contro le loro partite, il devo dire sono contento perché ci sono tanti ragazzi a cui sono legato, Gianmarco Corsino, Totò Saluto, Presti Giacomo, sono ragazzini che ho cresciuto io a Noto e sono legato non solo dal punto di vista tecnico, ma li ho avuti nell'età dell'evoluzione, quindi dal punto di vista proprio affettivo. Quindi conosci il loro sono molto legato al passaggio e di crescita. sono contento dei risultati che hanno avuto di questa società, ripeto, io la sto seguendo perché potrebbe essere una delle società che se superiamo il turno potremmo trovare in Coppa. Settimana scorsa ho parlato con il presidente, il quale insomma ha buttato veramente le basi per un progetto ambizioso e siamo contenti perché Palermo deve vivere anche l'eccellenza anche da protagonista. Certo, anche perché una realtà come Palermo deve poter offrire diverse soluzioni da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda il calcio giovanile anche, perché loro sono molto strutturati per quanto riguarda il calcio giovanile col calcio Sicilia, però avere anche queste realtà che fanno l'eccellenza permette un'ulteriore evoluzione a quei ragazzi ma che magari non sono pronti per andare già nei circuiti più importanti e quindi fare un passaggio in eccellenza, che guarda che è un campionato che da questo punto di vista è un serbatoio per la Serie D importantissimo. Fondamentale, io devo dire che soprattutto i giovani. Tra i ragazzi che avevo in D, quelli che venivano dall'eccellenza, rispetto anche ai primavera che arrivavano, anche se erano sempre primavera seconde scelte, avevano qualcosa in più, avevano 30-40 partite su campi difficili. È una palestra importante. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare adesso del girone B. Si sono giocati soltanto 2 recuperi, guardiamo il tabellino dei risultati, Castelluccese che perde in casa con il Promende 2-1 ed infine Rocca Acquedolcese e Valdinisi 0-0. Il prossimo ed ultimo recupero si giocherà giorno 13 e sarà tra Castelluccese e Gescal.
In classifica abbiamo la conferma della Rocca Acquedolcese in testa con 51 punti, 47 per la Torrenovese, 44 Promende, 42 Profalcone, 41 Milazzo, 38 Sant'Angiolese, 34 punti per il Messana con 27 Gioiosa e Atletico Messina, 25 Castelluccese, 22 Gescal, 16 punti il Valdinisi, 15 il Sinagra Calcio, chiude la classifica la Stefanese con 11 punti. Beh, anche questo è un girone che bene o male dovrebbe parlare chiaro, soprattutto per la Rocca Acquedolcese. Lele, una conferma che comunque tutta la provincia di Messina, che tra l'altro è raggruppata in questo girone B, conferma una certa solidità a livello organizzativo, perché sono tantissime le società che ambiscono anche al passaggio di categoria. Sì, devo dire tra l'altro che nel girone messinese, quindi quasi tutte le squadre messinesi, hanno anche delle strutture innovative importanti, sì, quasi tutti i campi in sintetico. Rispetto a tante altre province è vera questa cosa. Rispetto anche al catanese per esempio, no? Al zona del Palermitano, dove anche ora stanno nascendo comunque delle strutture un po' più all'avanguardia, e quindi è giusto secondo me, come diceva il mister prima, che se tu hai una struttura importante, dei dirigenti importanti, ottieni dei risultati anche importanti, e la Rocca Acquedolcese lo dimostra. È vero. Rocca Acquedolcese 51 punti, 47 la Torrenovese, però io credo che i giochi sono un po' fatti. Sì, diciamo che la Rocca è un'ottima società, veramente struttura, tra l'altro strutturata, ma soprattutto non ha avuto infortuni pesanti, non si è scomposta da rapprendere altri calciatori, ha un parco giocatori veramente numeroso. Noi la incontriamo mercoledì in Coppa, in una gara molto delicata, è una squadra imbattuta, per noi è un test impegnativo perché ci deve fare capire anche il livello di forza, anche il livello della differenza fra i due gironi. Sono contento anche che arrivino partite così, perché onestamente ultimamente nel nostro girone sono state partite un po' segnate, ecco, invece io penso che si vive per queste partite, certo, per giocare partite importanti, sennò poi i calciatori vanno a poi perdere è anche importante continuare in Coppa, no? Bene, guardiamoci il servizio. Rocca Acquedolcese Valdinisi 0-0. La capolista Rocca Acquedolcese stecca l'allungo decisivo in classifica e viene fermata sul nulla di fatto dalla Valdinisi a caccia di punti salvezza. I biancoblù ci provano subito, ma la conclusione di Iuculano al quinto minuto finisce di poco a lato. Quella di Cangemi 10 minuti dopo è bloccata in tuffo da Bonanno e Di Lupica a seguire sul perfetto lancio dalle retrovie di Bella Macina non inquadra lo specchio della porta. La Valdinisi non sta a guardare, rispondendo prima con una prolungata azione dagli sviluppi di angolo che la difesa di casa riesce in qualche modo a sventare con Di Pane, e poi su calcio piazzato di Tribulato, il cui sinistro è disinnescato in tuffo dal portiere, ma sul ribaltamento di fronte il Rocca Acquedolcese la potrebbe sbloccare quando Lima, ben servito in aria da Zingales, si libera dell'avversario e col sinistro calcia sul primo palo, trovando però un super intervento di Bonanno. Poi alla mezz'ora di gioco il tecnico ospite Frazzica deve sostituire per infortunio l'esperto Munafò con Romeo e Condorelli per Cintorino, e proprio quest'ultimo diventa l'uomo più pericoloso dei biancorossi, perché al 45esimo, servito in aria da Mazzullo, costringe Di Pane agli straordinari e un minuto dopo, smarcato dal colpo di tacco di Tribulato, centra in pieno la traversa. Nella ripresa, dopo un minuto, sono ancora i Legni a negare alla Valdinisi la gioia del gol, con Tribulato che, lanciato da Longo, spedisce sul palo solo davanti a Di Pane. Così dal possibile vantaggio ospite al minuto 52 il Rocca Acquedolcese ha la chance per portarsi in vantaggio quando il signor Russo concede loro il calcio di rigore per un tocco di mani da parte di Mazzullo, ma dagli 11 metri Crasci non sfrutta l'occasione calciando sul fondo. Nonostante il penalty fallito, l'11 di Palmeri non si perde d'animo, costruendo una miriade di palle gol. Ci provano in sequenza Cangemi al 65esimo che manda di poco al lato, Aiello di testa 2 minuti dopo conclude alto sulla traversa, ancora Cangemi 10 minuti più tardi da posizione vantaggiosa non trova lo specchio della porta, quindi al 75
95esimo bersaglio che non viene centrato nemmeno da Iuculano, che di testa manda di poco a lato l'angolo di Bontempo, e subito dopo è Aiello con una zuccata in tuffo a non inquadrare la porta di Bonanno. Locali che reclamano anche un calcio di rigore per un presunto fallo su Lima, ma il fischietto di AC Reale dice di no. Poi al minuto 79, dopo 110 giorni dall'ultima partita giocata, ritorna in campo Tindaro Calabrese che prende il posto di Lima. I biancoblù continuano a spingere cercando disperatamente il gol del vantaggio, ma la dea bendata non è di aiuto ai locali che, pur costruendo altra importante palle gol con Cangemi all'80esimo, Crasci 2 minuti più tardi e ancora Cangemi al minuto 88 non riescono a sbloccare la contesa. Al 91esimo il Rocca Acquedolcese rimane anche in 10 uomini quando il direttore di gara mostra a Iuculano il secondo giallo della sua partita per simulazione, lasciando i locali con l'inferiorità numerica. Nonostante ciò i padroni di casa tentano l'assalto disperato e un minuto dopo reclamano un altro penalty per un presunto fallo di Goffredo Garte su Cangemi, ma anche qui il fischietto accese lascia giocare. L'ultima occasione al 95esimo con Tindaro Calabrese che manda di poco a lato il cross dalla sinistra di Alioto. Lo 0-0 finale consente al Rocca Acquedolcese di confermarsi in testa alla classifica con 51 punti e portarsi a +4 sulla più immediata inseguitrice, la Torrenovese, mentre la Val di Nisi sale a quota 16 e si conferma al terzultimo posto. Ancora tutto da decifrare, quindi il risultato finale di questo girone B del campionato di promozione. Vedremo cosa succederà anche e soprattutto quando si ritornerà in campo, e tutto questo succederà prima del giorno di Pasqua. Parliamo adesso del girone C. Undicesima giornata di ritorno, tutto ancora aperto. Guardiamo il tabellino dei risultati. Hanno vinto tutte le 3 squadre della zona alta della classifica. Città di Calatabbiano che vince contro il Don Bosco 2000 5-0, Belpasso FC 2014 batte San Gregorio 6-1, Realaci vince a Mister Bianco 4-1, rinviata all'Avinaio Gimnica Scordia, Ciclope Bronte che vince contro l'Atletico 1994 2-1, vittoria della Leonfortese 2-1 contro l'Atletico Nissa, vittoria anche per l'FC Motta 2-0 contro l'Armerina. In classifica tutto immutato, a 2 giornate dal termine abbiamo ancora il Realaci in testa con 62 punti, FC Motta 60 con 57 Leonfortese, 48 Atletico 1994, 39 punti per l'Atletico Nissa, 36 punti Belpasso FC 2014, 30 Ciclope Bronte con 25 il Mister Bianco, 24 Gimnica Scordia, 21 per Armerina e Città di Calatabbiano, con 18 punti Don Bosco 2000 e Lavinaio. Chiude la classifica il San Gregorio con 14 punti. Allora Lela, a questo punto i giochi sembrerebbero fatti, però ancora mancano 2 partite, tutto è aperto. Vittoria importante contro il Mister Bianco, quello probabilmente ha fatto capire al gruppo che siete pronti per il rush finale. Sì, diciamo che il gruppo non si è mai deconcentrato da quello che è il nostro obiettivo. Devo dirti che siamo tutti e 3, sia noi che il Motta che la Leonfortese, ancora in gioco. L'unica cosa che noi abbiamo rispetto a loro è che noi, un po' più abbordabile? Non tanto questo, è che noi dipendiamo da noi stessi, noi dipendiamo dai nostri risultati. Se dovessimo riuscire a fare bottino pieno con il Calatabbiano in casa e l'Armerina fuori casa, riusciremmo ad agguantare quello che è il sogno da quando abbiamo cominciato. Però ci tengo a dire che qualsiasi delle 3 società arriverà alla promozione vuol dire che l'avrà meritato. Certamente, anche se poi il discorso dei playoff diventa anche sempre molto difficile. Ma anche nel nostro girone, secondo me, i playoff alla fine non so se si faranno meno, a parte la seconda e la terza. Sì. Riguardo al calendario, sia noi che il Motta abbiamo degli scontri particolari, perché noi affrontiamo 2 squadre che non vogliono retrocedere, come il Calatabbiano e l'Armerina. E se non sbaglio il Motta affronterà la Nissa, che non ha nulla da chiedere al campionato, no. Però non ha mai regalato niente.
al campionato. Quindi bisogna vincere allora, per continuare a sperare. Noi dobbiamo guardare al nostro cammino. Certo. Mister Betta, a questo punto che cosa può succedere di diverso? L'FC Motta che spera ancora che il Real Aci perda qualche punto strada facendo, e la Leonfortese di Mirto pronta ad agguantare lo sbaglio di entrambe? No, la Leonfortese secondo me ormai al campionato un po' c'ha giustamente tutte le play-off. Ha la doppia chance perché c'è anche la Coppa, anche loro hanno superato il turno battendo il Casteldacce, e quindi sono una delle 4 squadre che andranno in semifinale. E mi sembra che il Real Aci sia stata la squadra un po' più continua, è stata quella che è stata più in testa, ecco, alla fine imbattuti in campionato tra l'altro ancora, e quindi alla fine dovrebbe tenere il passo. Tutto questo lo scopriremo soltanto vivendo, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime 2 giornate di campionato. Adesso l'ultimo girone del campionato di promozione, parliamo del girone D. Un girone D che ha riservato domenica certamente un risultato importantissimo, soprattutto per il Modica Calcio. Guardiamo il tabellino e poi ne parliamo anche con il mister. Eccolo qua, il tabellino dei risultati. Un RG che perde in casa contro il Città di Comiso 3-1, vittoria del Modica Calcio 6-0 contro il Pro Ragusa. Sporting Eubea batte CC Vittoria 2020 1-0, pareggio tra Città di Avola 2020 e Calcio Scicli 1-1, pareggio tra Città di Canicattini e Megara 1908 0-0, Frigentini batte Priolo Gargallo 1-0, eccolo qua il risultato un po' a sorpresa, il Mazzarrone che pareggia in casa contro la Nuova Città di Gela 1-1. Una classifica che si accorcia in previsione anche di questo scontro diretto che avverrà all'ultima giornata di campionato. Attualmente il Mazzarrone è ancora in testa con 57 punti, ma adesso sono soltanto 2 i punti che separano la squadra dal Modica Calcio. Al secondo posto con 55, 48 Sporting Eubea, 44 Città di Comiso, 44 punti Nuova Città di Gela, 37 Club Calcio Vittoria 2020, 34 Frigentini, 30 punti Priolo Gargallo, 26 Città di Canicattini, con 23 il Megara 1908, con 22 il Pro Ragusa, 21 punti per il Città di Avola 2020, 16 RG ed infine Calcio Scicli con 13 punti. Allora, mister Betta, che facciamo? 2 punti che sono pochi volendo rispetto ai 4 sino a domenica mattina. Rispetto ai 4 di domenica mattina e rispetto ai 10 che avevamo toccato dal recupero pazzesco, recupero pazzesco perché la squadra nel girone di ritorno le ha vinte tutte e speravamo, è inutile che speravamo di poter arrivare all'ultima partita a giocarci, ma ci sono ancora 2 partite per tutte e 2 squadre. Noi abbiamo il derby, tra l'altro abbiamo la partita col Frigentini, che sulla carta è abbordabile, storicamente è una partita un po' difficile perché il Frigentini antagonismo da derby è fatto da ragazzi modicani che giustamente poi magari non giocando nella prima squadra ci tengono a fare bella figura, e quindi ripeto, il campionato io ero convinto poteva perderlo solo il Mazzarrone e sono convinto che ancora è così, ma noi dovevamo farci trovare pronti se arrivava la chance. La chance potrebbe arrivare l'ultima potrebbe giornata. Arrivare, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo. In questo momento siamo concentrati sulla partita di mercoledì perché la Coppa è importante perché può dare un'altra chance di promozione, quindi pensiamo a mercoledì e poi continuiamo col percorso che stiamo facendo, perché questa è ripeto, ci troviamo in questa situazione solo perché questa è una società che purtroppo è nata il 15 agosto e quindi non ha già fatto dei miracoli. Abbiamo preso in quel momento sul mercato quello che trovavamo e quindi abbiamo cominciato a ragionare dopo. Tra l'altro dietro abbiamo, essendo la città di origine di Marcello Pitino, di Pino Rigoli, il nostro staff tecnico è qualcosa che va oltre la categoria. Diciamolo pure, non c'entra nulla è un ambiente con il campionato di in cui promozione. si parla di calcio continuamente, qualsiasi cosa viene valutata in termini calcistici, non si va, è la forza di questa società. Ci fa piacere che comunque questo Modica finalmente abbia intrapreso di nuovo questo percorso
verso un calcio un po' più importante, Sì, guarda, no? Perché sappiamo la storia del Modica negli ultimi anni non è stata certamente però edificante. la gente ha capito perché parliamo di 3 ragazzi giovanissimi, 3 imprenditori di 30 anni, tra cui uno, Danilo Ladenza, fino all'anno scorso era lo sponsor del Catania con la CRAI, e Mattia Pitino, che della famiglia di Pitino, e un altro imprenditore, Salvo Di Remondo, che è un imprenditore nel ramo automobilistico. Parliamo di 3 ragazzi tutte le basi giuste, allora. che hanno messo le basi giuste, la città ha capito che c'è un progetto importante dietro, ripeto, personaggi importanti dietro a questa società, si vuole cominciare qualcosa di importante, è stato importante anche il Ragusa in questo momento può fare da traino a un'intera provincia. Tutta l'intera provincia può diventare... È un momento importante e va sfruttato pienamente. Tra l'altro c'è anche un grande settore giovanile perché c'è dietro il Modica Airone, quindi veramente società storica, tra sono le l'altro. basi per fare qualcosa di importante. Beh, adesso bisogna aspettare giustamente il big match, l'ultima giornata, però come dice giustamente Mister Betta ci sono ancora un paio di partite che potranno valutare a questo punto quale potrebbe essere l'interesse verso questo scontro finale, proprio l'ultima giornata. Lele, ritornando sempre a questo girone, chiudiamo proprio il campionato di promozione, la squadra che in questo momento può far paura anche in prospettiva playoff potrebbe essere lo Sporting Eubea, che nelle ultime partite ha fatto punti su punti. Sporting Eubea è un'ottima squadra, fatta di ottimi calciatori, un gran gruppo, si conoscono tutti da parecchi anni. Forse il girone di ritorno è stato meglio del girone d'andata, se non con sbaglio. l'arrivo tra l'altro anche della nuova struttura in erba sintetica bellissima, molto bella. E se invece devo dire la mia sul finale di campionato, il mister farà gli scongiuri, però penso che loro a livello mentale arriveranno alla partita più forti? Sì, secondo me sì. Insomma, sarà una bella partita eventualmente. Sarà una bella partita. Se si arriverà poi a 2 punti di distacco, sarà sicuramente una partita intensa. Bene, abbiamo dunque concluso anche con il campionato di promozione. Passiamo ai saluti con la presenza dei nostri 2 ospiti. Abbiamo raccontato il campionato di Serie D, i 2 gironi del campionato di eccellenza, e poi abbiamo giustamente parlato anche del campionato di promozione, dove appunto i nostri 2 ospiti sono protagonisti. Mister Betta, allenatore del Modica Calcio. Mister, poc'anzi lei parlava giustamente del Noto e vedevo un po' la sua emozione, no? Perché comunque il Noto in Serie D ha rappresentato anche un punto fondamentale, a parte per la sua carriera, ma anche proprio per una realtà come Noto che necessita un risveglio anche calcistico. Sì, è stato qualcosa di bello sia per la cavalcata, perché partire dalla promozione e arrivare subito in Serie D e mantenersi in Serie D, avere oggi Sant'Aniello, capocannoniere della Turris, che è passato da Noto, Sonny D'Angelo, capitano della Reggiana, che è passato da Noto, Diego Allegretti, cioè vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro, anche perché se tu ricordi il Noto in quel periodo fu anche un fenomeno sociale, famiglie intere che partivano, è stato un capitolo molto bello, peccato che si è interrotto in un modo... Diciamo che le cose belle spesso e volentieri finiscono un po' prematuramente. Sì, essendo un ambiente un po' piccolo magari andava strutturato qualcosa in modo diverso, invece non è facile in un ambiente così piccolo, ecco, tenere vivo un giocattolo così importante. Mister, ti ringrazio per la tua presenza, Grazie un in bocca al lupo, Coppa e campionato ancora apertissimo, per cui un allenatore è ben contento durante la settimana di allenare i suoi ragazzi, perché c'è l'adrenalina, no? C'è lo stimolo giusto. In bocca al lupo a Giancarlo Betta, allenatore del Modica Calcio. Saluto anche Lele Merenda, con questo Real Aci sta toccando anche una parte importante della sua carriera, no? Insomma, tra eccellenze e promozioni, tante partite. Adesso trascinare anche un gruppo anche maturo del Real Aci fa piacere, perché poi un campionato quando si vince rimane nel proprio curriculum. Sì, io penso che avendo avuto la possibilità di vincere in passato, penso che qualsiasi tipo di campionato, in qualsiasi tipo di categoria è difficile vincerlo. E trascinarlo magari è una parola sbagliata, perché siamo una squadra molto matura. Siamo molto over 30, over 35. Come ti ripeto, come ho detto prima, la cosa bella è stata ricreare un gruppo che il Mister Manca ha fatto tanto. Il Mister Manca ha fatto tantissimo, come ha fatto tantissimo il Presidente, come ha fatto tantissimo i dirigenti che ci circondano, che non ci fanno mai mancare nulla.
e quindi questa è veramente la vittoria del gruppo. Se così speriamo arrivi, sarà sicuramente la vittoria del gruppo. In bocca al lupo allora Grazie. per questa parte intensa della stagione. Grazie a Lele Merenda. Adesso un'altra brevissima pausa pubblicitaria, perché poi dopo passeremo ai saluti finali, però dobbiamo ricordare anche alcuni risultati finali della stagione del campionato di prima categoria. A tra poco. Parte conclusiva della nostra trasmissione, puntata ricchissima, una prima parte dedicata anche al calcio Catania e poi anche a seguire con la presenza dell'allenatore del Modica Calcio Giancarlo Betta e di Lele Merenda del Real Aci. Abbiamo vissuto e raccontato il campionato di Serie D di eccellenza e anche dei 4 gironi del campionato di promozione. Adesso concludiamo parlando del campionato di prima categoria e voglio salutare e augurare anche il miglior in bocca al lupo possibile per la prossima stagione, perché 3 società hanno già raggiunto il campionato di promozione. Parliamo del Geraci, parliamo della Russo Sebastiano di Torre Archirafi e parliamo anche del Città di Gela. Adesso nelle prossime settimane conosceremo anche le altre squadre che raggiungeranno e vivranno la prossima stagione un campionato certamente intenso come quello di promozione. Prima dei saluti finali, rullo con i risultati e le classifiche di questa domenica.
Tutto ancora aperto in qualche altro girone del campionato di prima categoria, vedremo cosa succederà subito dopo Pasqua. Noi abbiamo concluso la puntata odierna della nostra trasmissione, vi diamo appuntamento a martedì prossimo sul canale 78 di Gold 78, ma se volete rivedere il meglio di questa puntata basta sintonizzarsi sul canale 17 di Telerent il mercoledì ed il giovedì a partire dalle ore 13 con Penalty ore 13. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.